Buongiorno telespettatori di Tele4, benvenuti a un altro appuntamento con una sveglia a Trieste che vi terrà compagnia come dopo fino alle ore 10. Gli ospiti che si alterneranno accanto a me saranno Carlo Grilli, consigliere regionale della lista Fedriga, e Luca Bressan, capogruppo del PD in quarta circoscrizione. 040 977 8910 è il numero di telefono a cui potete chiamare, svegliatrieste@tele4.it l'indirizzo di posta elettronica a cui potete inviare le vostre mail, potete chiamare e inviare le mail anche a partire da adesso. Come sempre rivedremo alcuni servizi che sono andati in onda nel telegiornale di ieri, leggeremo il Piccolo e il Corriere della Sera, ma come sempre partiamo dal meteo, vediamo quella che è la situazione e quelle che sono le previsioni per i prossimi giorni. Dunque, sul Friuli Venezia Giulia fluiscono correnti molto calde e piuttosto umide da sud-ovest che precedono un fronte occidentale. Il fronte passerà sul Triveneto questa sera, accentuando l'instabilità e favorendo l'innesco di temporali. Domani affluirà aria più secca. Perciò oggi cielo variabile con caldo afoso, specie su pianura e costa. Nel pomeriggio possibile qualche rovescio sui monti. Dalla sera saranno probabili temporali sparsi, specie verso ovest, che potrebbero essere forti. Previsione incerta rispetto ai temporali serali. Per domani su pianura e costa cielo sereno o poco nuvoloso con atmosfera più secca e gradevole rispetto ai giorni precedenti. In giornata brezza dal mare anche sostenuta sulla costa. Sui monti cielo poco nuvoloso al mattino, mentre dal pomeriggio sarà possibile qualche locale rovescio o isolato temporale. Già che ci siamo, andiamo anche a domenica, nuvolosità variabile, sulla costa soffierà bora moderata, possibile qualche pioggia sparsa e qualche temporale, più probabili sui monti e ad ovest. Questa è la prima pagina del Piccolo, subito sotto il titolo BAT Trieste, l'impatto in un anno, investimenti a quota 84 milioni, ce ne siamo occupati anche noi con un servizio, Fincantieri, aumento in marcia, arriva il via libera della Consob, attività gratuite a scuola d'estate, la Regione stanzia 1 milione per i corsi in centri vacanze e dopo scuola. Purtroppo non è andata bene la partita dell'Italia contro la Spagna, autogol azzurro, lezione di calcio dalla Spagna, il golfo ricoperto dalle mucilaggini si spera nella Bora e poi la notizia che riguarda il lutto, che riguarda il mondo del cinema, addio al Casanova di Federico Fellini, è morto Donald Sutherland che fra l'altro girò anche a Trieste uno dei suoi ultimi film, insomma non proprio ultimissimo, La migliore offerta di Giuseppe Tornatore, ma che fu appunto il protagonista del Casanova di Fellini e anche di altri film, come fra l'altro ci ricorda anche la prima pagina del Corriere della Sera, definendolo il camaleonte, perché tra i tanti film che interpretò Donald Sutherland c'è Quella sporca dozzina, un MASH di Robert Altman, ma anche per esempio Gente comune di Robert Redford, dove è impegnato in un ruolo meno, come posso dire, estremo di quelli cui ci aveva abituato. Un grandissimo attore, giustamente riconosciuto dall'Academy degli Oscar con un Oscar alla carriera. Sempre per quanto riguarda personaggi importanti per il cinema internazionale, non solamente italiano, c'è anche un'intervista con Chiara Mastroianni che parla del suo rapporto con Marcello Mastroianni. Sapete che a settembre saranno 100 anni dalla nascita di Mastroianni. Tensione sull'autonomia è il titolo dell'apertura del Corriere della Sera, però subito dopo europei, azzurri dominati, la Spagna è superiore, l'accusa shock del Vaticano, Viganò a processo per scisma. La Santa Sede ha accusato Monsignor Carlo Maria Viganò del delitto di scisma. Lui, invitato ieri a comparire, attacca: un onore, io come Lefebvre, il concilio un cancro.
È stato Viganò stesso, via social, ad annunciare che il Dicastero per la dottrina della fede lo aveva invitato a prendere nota delle accuse e prove contro di lui. Allora, c'è questa notizia: Pierpaolo, 18 anni, morto sul lavoro. Un operaio di 18 anni, Pierpaolo Bodini, a lavoro in un'azienda agricola di Brembio, nell'Odigiano, è morto schiacciato da una seminatrice. Invece, poi magari vedremo di approfondire. C'è però anche il caffè di Massimo Gramellini, che è dedicato a quanto successo a quell'uomo indiano, che è anche lì un bracciante, anche lui morto sul lavoro. Leggiamo assieme allora il caffè di Gramellini, come facciamo ogni venerdì. Quando ho sentito Renzo Lovato, titolare dell'azienda agricola presso cui sfacchinava Satnam Singh, affermare al TG1 che a provocarne la morte era stata una sua leggerezza, sua del bracciante indiano, che si sarebbe avvicinato troppo al macchinario che gli ha amputato un arto, mi sono ritrovato a parlare da solo con il televisore, scrive Gramellini. Una leggerezza costata cara a tutti? Sta scherzando, vero? Intanto finora è costata cara solo a lui, che ci ha rimesso la vita. Ma soprattutto lei, rivolto al titolare dell'azienda, fa finta di non capire il motivo per cui questa storia è finita sulle prime pagine. C'è finita perché suo figlio Antonello è accusato di non aver voluto portare il bracciante in ospedale, di aver tolto i telefoni agli altri lavoratori affinché a nessuno venisse la bizzarra idea di chiamare i soccorsi, e di essersi convinto, solo dopo molte insistenze, a scaricare quel pover'uomo, ormai più morto che vivo, davanti all'uscio di casa sua. E non è stata certo una leggerezza quella del padrone, non mi viene altra parola con cui definirlo. Se suo figlio ha agito così è perché portare il signor Singh in ospedale significava far affiorare del lavoro nero, il segreto di Pulcinella su cui si regge una parte cospicua della nostra economia. Tra salvare una vita ed evitarsi una rogna, ha preferito evitarsi una rogna, segno che per lui quella vita doveva valere ben poco. A giudicare dal tono della sua intervista, temo che non valesse molto neanche per lei. Allora, andiamo avanti sempre con il Corriere della Sera, nelle pagine interne. Abbiamo NATO, c'è l'accordo su Rutte. Da Putin minacce nucleari, il leader olandese guiderà l'organizzazione, intesa anche sulle nuove sanzioni contro Mosca. Questo è il premier olandese Rutte, che sarà il nuovo segretario generale della NATO e entrerà in carica il 2 ottobre. Gli Stati Uniti affrettano la consegna di intercettori di difesa aerea a Kiev, interrotte le forniture ai paesi alleati. L'Unione Europea ha trovato l'intesa sul 14° pacchetto di sanzioni nei confronti della Russia. Andiamo ancora avanti con il Corriere. Nel bunker in prima linea, dove Kiev respinge i russi, ora sembrano nel caos. Il comandante ucraino, armi nordcoreane, la metà fa cilecca. Questo è Sergei, comandante della 13ª brigata impegnata sul fronte di Kharkiv. Dietro a lui gli schermi con le immagini trasmesse dai droni che sorvolano le postazioni russe. Tensioni al sud dopo il via libera all'autonomia anche all'interno di Fratelli d'Italia. I dubbi dopo le critiche di Forza Italia sulle possibili ricadute per il consenso. Allora, mercoledì la legge sull'autonomia differenziata è stata approvata in via definitiva. Le regioni potranno avere maggiori poteri su 23 materie, dalla sanità alla sicurezza. Dopo il primo via libera al premierato, Fratelli d'Italia ha accettato l'approvazione dell'autonomia. Tuttavia, specie al sud, non mancherebbero preoccupazioni. Da sempre sostenitrice dell'autonomia regionale, la Lega ha parlato di giornata storica. La reazione del ministro Calderoli: mi tremano le gambe. Tra i deputati calabresi di Forza Italia, deputati calabresi di Forza Italia non hanno votato a favore della riforma. Il presidente della Regione Calabria, Roberto Chiuto, ha parlato di errore del centrodestra.
Fermiamola, impatto devastante, Braga, capogruppo PD, rafforzate le ragioni per essere uniti anche sul referendum. La nostra iniziativa, dice la deputata Braga, non va circoscritta solo alle forze politiche, ma allargata a quei settori della società civile che hanno condiviso con noi le critiche. Vediamo adesso le pagine interne del Piccolo. SOS Estate, aiuto alle famiglie, attività gratis, la Regione finanzia 19 centri vacanze e 17 dopo scuola, ecco i campus di Attiva Scuola, dalla spray art al teatro. Ce ne siamo occupati anche noi, ieri queste iniziative sono state presentate dalla Regione, dall'assessore Rosolén, possiamo caricare il nostro servizio. Sono sostanzialmente due le nuove proposte per l'estate nell'ambito dei servizi educativi forniti dalla Regione, sono stati illustrati appunto dall'assessore Rosolén. Uno di essi, il campus, registra già un ottimo successo, vediamo se dalla regia sono pronti con il servizio. Vedo che abbiamo dei problemi. Un attimo solo, in attesa che il servizio si carichi, possiamo continuare la lettura della pagina del Piccolo che è appunto dedicata. Il servizio è quello dedicato ai nuovi servizi estivi della Regione che, ripeto, sono stati presentati dall'assessore Rosolén ieri durante una conferenza stampa. Vediamo se è pronto. Insomma, quando è pronto poi me ne accorgo e lo possiamo inviare. 40, eccolo qua, il servizio è pronto, possiamo vederlo. I progetti del terzo settore per centri e doposcuola estivi e i campus estivi gratuiti di Attiva Scuola sono le due principali novità che la Regione finanzia quest'anno per sostenere le famiglie ad affrontare la pausa scolastica. A queste si aggiunge, per i titolari di carta famiglia, la possibilità di rendicontare le spese per attività estive, tra cui centri estivi, percorsi didattici, laboratori sportivi. Lo ha annunciato l'assessore regionale al lavoro, istruzione, formazione, famiglia Alessia Rosolén nel corso della presentazione dell'offerta delle attività estive rivolta ai bambini e ai ragazzi. La prima di queste iniziative riguarda i progetti finanziati attraverso il bando per la concessione di contributi agli enti del terzo settore. Per l'anno in corso sono stati ammessi e hanno accettato il contributo 19 centri estivi e 24 dopo scuola. I 19 centri estivi si rivolgono ai bambini frequentanti la scuola dell'infanzia e la primaria e ai ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Coinvolgono circa 890 tra bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni e offrono mediamente 6 settimane di servizio. I 17 dopo scuola con attività estiva si rivolgono ai bambini frequentanti la primaria e ai ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado. Coinvolgono circa 580 tra bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni e offrono mediamente 28 settimane di servizio nell'anno ed alcune anche nel periodo estivo. A fronte di 1 milione di euro di risorse disponibili sono giunte progettualità per complessivi 525.000 euro, di cui 294.000 per centri estivi e 231.000 per doposcuola. I campus Attiva Scuola, rivolti ad alunni delle classi quinte delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado e agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, sono, secondo Rosolén, l'aspetto più bello e innovativo dell'iniziativa, che è quella di valorizzare i talenti e offrire ai giovani attività negli ambiti delle discipline STEM, ICT, lingue, musica, teatro, sostenibilità, cittadinanza e sicurezza, scoperta del territorio e sport. I campus, completamente gratuiti per le famiglie, si svolgono dal 22 al 26 luglio e dal 2 al 6 settembre per un numero compreso fra 12 e 32 ore in orario antimeridiano. Dopo una settimana dall'apertura delle iscrizioni sono già 720 i bambini e ragazzi che hanno scelto un campus. Fra quelli più gettonati vi sono i laboratori di inglese, di teatro e di sport. I termini per le iscrizioni ai campus di luglio è il 28 giugno, mentre per i campus di settembre c'è tempo fino al 19 luglio. Tutte le informazioni si possono trovare sul sito della Regione. Allora, andiamo avanti, sempre per quanto concerne questioni che hanno a che fare con le scuole, diciamo così, d'estate. 40 scuole aperte durante le vacanze superiori, primarie e paritarie,
pronte a riportare in aula i ragazzi tra luglio e agosto. A ciascuna realtà vengono erogati i fondi del PNRR in base al numero di studenti e progettualità. Sono in tutto 40 le scuole del Friuli Venezia Giulia che aderiscono ai percorsi educativi per il potenziamento delle competenze, 19 istituti che si trovano in provincia di Udine, 9 in quella di Trieste, 7 in quella di Pordenone e 5 in quella di Gorizia. Vi sono anche alcune scuole paritarie come la Montessori San Giusto di Trieste o la Nigris di Fagagna. Adesioni importanti, dice il presidente regionale dell'Associazione dei Presidi, nonostante non sia facile trovare in questo periodo il personale necessario. Possibile realizzare attività ludico-ricreative, corsi di lingua straniera, musica e informatica. Il Piccolo poi si occupa subito di politica comunitaria, di politica Unione Europea. Gentiloni, economia in graduale recupero, la Germania darà una spinta al nord-est. BCE ripresa grazie ai consumi, ma per il Fondo Monetario Internazionale essa sarà modesta. MES, l'Europa in pressing, Giorgetti frena sulla ratifica. Autonomia faro dell'Unione Europea, a rischio la coesione, si apre il fronte del Sud, quindi anche il Piccolo si occupa più o meno con gli stessi termini del Corriere della Sera di politica interna, anche se il confine è molto labile. Proseguiamo, manovrina estiva sempre più ricca. Giunta regionale supera il miliardo e delibera definitivo all'assestamento di bilancio del centrodestra. Sanità, balzo di 8 punti. I giudizi degli analisti di Tor Vergata e Sant'Anna di Pisa, tra le criticità gli accessi impropri in pronto soccorso. Allora, vediamo intanto il servizio che abbiamo realizzato anche noi ieri per quanto riguarda appunto la sanità regionale, che è stata promossa a livello nazionale da una indagine appunto che è stata realizzata dalla Università di Tor Vergata. È una promozione per certi aspetti anche risicata, però sono importanti alcuni numeri che sono, diciamo così, a latere di tutto ciò. Allora io direi intanto vediamo il servizio e poi li integriamo, come del resto abbiamo fatto anche ieri sera, con i numeri in più. Vediamo. L'Italia è divisa in due per quanto riguarda le performance sanitarie e sociosanitarie delle regioni, con gli indici più alti al centro-nord, anche se il sud registra maggiori miglioramenti. Il 55% degli italiani risulta vivere in regioni con risultati soddisfacenti per la tutela della salute, mentre per il 45% le cose non vanno del tutto bene. Tutto ciò emerge dal rapporto 2024 Opportunità di tutela della salute, le performance regionali. L'analisi è condotta da 104 esperti raggruppati dal CREA Sanità, Centro per la ricerca economica applicata in sanità, per il quale operano ricercatori e docenti universitari di vari campi. Veneto, Piemonte, Bolzano e Toscana, oltre 13 milioni di abitanti complessivi, sono promosse con livelli di tutela della salute migliori delle altre e con un indice di performance che supera il 50% del livello massimo, rispettivamente 60, 55, 54 e 53%. Promosse anche Friuli Venezia Giulia, Trento, Emilia Romagna, Liguria, Valle d'Aosta, Marche e Lombardia, popolazione totale 19 milioni e 300 mila abitanti, ma con la sufficienza. Raggiungono dunque livelli di performance fra il 45% e il 52%. Rimandate invece con livelli tra il 37 e il 44% Sardegna, Campania, Lazio, Umbria, Abruzzo e Puglia, circa 18 milioni e 900 mila abitanti complessivi. Fortemente insufficienti, livello di performance inferiore al 35%, Sicilia, Molise, Basilicata e Calabria, circa 7 milioni e 500 mila abitanti.
Il servizio sanitario della Regione dunque ha registrato un complessivo miglioramento delle performance valutato in 8 punti percentuali rispetto alla rilevazione 2023, una tendenza che continua a mostrare risultati positivi, evidenziando dal 2017 ad oggi un incremento che va dallo 0,35 allo 0,50% attuale, con tendenza a ulteriori progressioni. Lo ha certificato appunto il report Opportunità di tutela della salute, redatto dall'Università Tor Vergata e presentato a Roma. L'assessore alla salute Riccardo Riccardi commenta: la visione prospettica che ci offre questo studio è dirimente rispetto a qualsiasi polemica. E con il governo del centrodestra che alla sanità regionale è stata impressa una svolta verso il miglioramento. Non siamo noi a dirlo, ma un ente terzo, indipendente e autorevole come l'Università Tor Vergata di Roma. Allora, adesso siamo collegati con la sala operativa della Polizia locale, c'è per noi l'ispettore Gurtner. Possiamo cedergli la linea. Buongiorno ispettore. Buongiorno Bosazzi, buongiorno a tutti. Che cosa ci racconta intanto è dato tutto di notte, tutto tranquillo? Sì, per quanto riguarda la nottata, tranquillo, avevamo solo degli interventi per passi carai, nulla di particolare. Okay. Qualche rumore molesto, schiamazzi, ma ripeto, niente di tale. Ricordo che la giornata odierna l'inibizione della sosta sulle rive per il consueto arrivo della nave. Oggi 21 inizia il Triskel nella zona del Ferdinandeo e Marchesetti, quindi divieti in atto già da tempo, e da questa sera dalle ore 20 i soliti cambi di sensi unici come già sperimentato negli anni precedenti, quindi in discesa Marchesetti fino a Via dei Mille da San Pasquale. Attenzione quindi chi è in zona di porre attenzione al cambio di segnaletica questa sera. Le rampe del GVT continuano la spaltatura ancora oggi, se non vado errato, Galeria Carso chiusa fino al 22. Ci sono dei lavori di smontaggio gru in salita di Gretta, ci sono dei divieti all'altezza del 34, quindi comprensorio scolastico, e anche in Saltuari e Barbariga, quindi attenzione chi sta in zona, perché i divieti sono attivi già da oggi, dalle 19 se non erro. La chiusura della via di Salita di Gretta avverrà domenica con lo smontaggio da blu, domenica notte, però i divieti iniziano già oggi. Anticipo per lunedì, Colle di San Giusto per gli allestimenti al castello, per le manifestazioni, canore e via dicendo, tutto un divieto, e quindi attenzione a chi sta in zona vada a verificare eventualmente sposti di veicoli per tempo. Ok, ispettore, se non c'è altro la lascio il suo lavoro. Come sempre, ove dovesse essere necessario, noi siamo a disposizione per comunicazioni. Speriamo che non sia appunto necessario, e quindi di risentirci o con lei o con i suoi colleghi alle 13:20 durante il telegiornale. Perfetto, saluto a tutti, buona giornata. Grazie all'ispettore Gurtner. Intanto un nostro telespettatore, il signor Piero, ci invia una mail. Allora vi devo far vedere forse riusciamo così. Dunque, come si può vedere dalle foto allegate postate in vari social, quindi pubbliche, si possono individuare certi inqualificabili individui, cittadini italiani della minoranza slovena, mentre espongono a Monaco e allo stadio striscioni che in pratica inneggiano l'invasione dei barbari sanguinari di Tito a Trieste. Se il fatto fosse accertato, si auspica che vengano attuati in tempi brevi i provvedimenti giudiziari più opportuni in segno di rispetto delle vittime italiane e non solo titini, e nel contempo a interrompere qualsiasi emolumento e nel contempo a prendere altre iniziative. Qui bisogna verificare quelle altre cose che scrive il signor Piero. Questa comunque è la fotografia, vedete, c'è Repenters Jenas, insomma, slogan che vorremmo non sentire più. Allora, ancora qui c'è, credo,
mucillagini a Muggia, c'è un video, vediamo se riesco a... dovrebbe partire, eccolo qua, questo è di ieri ed è davanti a Porto San Rocco, quindi torna questo incubo, che è un incubo che si abbatte per quanto riguarda la stagione estiva dal punto di vista turistico, ma anche da un punto di vista economico, perché certamente, e difatti ieri hanno espresso preoccupazione in tal senso gli esponenti delle attività che lavorano con il mare, quindi i pescatori e anche quelli che insomma, coltivano molluschi e altro. Questa era la situazione di ieri a Muggia, a Porto San Rocco. Allora ripristiniamo un attimo, qui siamo ancora col piccolo per quanto riguarda appunto le questioni di sanità, poi politica estera, aerei verso Kiev, l'Unione Europea accelera sugli F-16 e Patriot, ancora sanzioni. Allora altri 100 fra individui e realtà raggiunti alla lista nera, quindi sono in tutto 2200, restrizioni al gas naturale liquefatto, in particolare sul trasbordo nei porti dell'Unione Europea, nuove misure contro la flotta ombra della Russia usata per trasportare il greggio, nuove azioni volte a contrastare le interferenze straniere per minare i sistemi democratici europei, ulteriori misure sui trasporti per evitare l'elusione per via aerea, stradale e marittima, possibilità per le imprese dell'Unione Europea di rivolgersi ai tribunali per risarcimenti in caso di azioni di rappresaglia da parte di Mosca relativi alle sanzioni europee. E anche il piccolo poi si occupa della nomina del primo ministro olandese Rutte a segretario della NATO. Ancora guerra fra narcos in Montenegro, 2 morti e 3 feriti in un attentato, un'autobomba esplode a Cetigny eliminando 2 membri del clan Scagliar al centro di una faida. A Natisone Christian non si trova, ricerche ma con meno squadre, vertice in prefettura, rimodulata la macchina dei soccorsi, acquisiti i dati del telefono di una delle vittime. Saltiamo economia. Fincantieri aumento in marcia, arriva il via libera della Consob, consiglio di amministrazione riunito fino a tarda sera per decidere il prezzo, poi via l'operazione che permetterà l'acquisizione della ex VAS da Leonardo. Trieste Monfalcone in rete con i porti medi di Sud e Nord Europa, BAT Trieste, un anno di forte impatto, investimenti a quota 84 milioni. Se ne è parlato ieri per quanto riguarda appunto fatto il bilancio del primo anno della BAT, possiamo vedere il servizio di Laura Buccarella. BAT Trieste festeggia un anno dall'inaugurazione con uno studio commissionato al MIB sulle ricadute della sua presenza sul territorio, e sono ricadute non di poco conto. Ammontano a 84 milioni di euro gli investimenti effettuati fra il 2022 e il 2023, con un valore della produzione pari a 23 milioni di euro, oltre ad acquisti da fornitori del Friuli Venezia Giulia per oltre 10 milioni e un valore aggiunto generato di 15 milioni di euro. 153 i lavoratori già assunti, ma le prospettive sono più ambiziose. Da un punto di vista di processo e di tessuto che ci ha accolto è un primo bilancio estremamente positivo. Il secondo bilancio positivo è sicuramente legato invece ai numeri che questo primo anno porta con sé. Stiamo parlando di circa 153 persone assunte, abbiamo in programma di assumerne 600 direttamente, di creare 2700 posti di lavoro tra diretti e indiretti. Siamo assolutamente in linea con quelli che sono i nostri obiettivi.
già serviamo con i prodotti manufatti qui a Trieste diversi paesi in Europa. Abbiamo appena certificato la linea anche del Pharma nel polo produttivo di Trieste. Siamo orgogliosi di far parte di questa regione e continuiamo a crescere insieme, ha detto Andrea Di Paolo, presidente di BAT Trieste, che ha ricordato tra gli investimenti sul territorio anche la Barcolana, il Festival del Cambiamento, il calendario di eventi per favorire le competenze digitali. Da un lato la capacità di questa impresa di raggiungere il suo equilibrio aziendale e di creare valore sul territorio nell'arco di un solo esercizio. E dall'altro lato di come questo valore sia stato poi redistribuito soprattutto nel territorio in cui si è insediata e quindi non è stato portato altrove, e soprattutto nei confronti delle risorse umane. Certo, se penso col 17, quando mi arrivò Barbazza, che era presidente della Varsila, mi disse la Varsila va via se non compri 30 ettari, poi attraverso l'autoporto di Fernetti abbiamo comprato i 30 ettari, ecco i risultati. Poi, sai cos'è? Abbiamo lavorato con Zeno D'Agostino, con Friulia, tutti assieme, ed ecco i risultati quando si lavora insieme. Ci fermiamo per un po' di pubblicità, poi torniamo. Rientriamo in studio e proseguiamo con la lettura dei quotidiani. Andiamo al Corriere della Sera. Vi ricordo prima che i nostri ospiti saranno Carlo Grilli, consigliere regionale della lista Federica, e poi Grilli dalle 8 alle 9, dalle 9 alle 10, Luca Bressane, capogruppo del PD in quarta circoscrizione. 040 977 8910 il numero di telefono, svegliatrieste@tele4.it è invece l'indirizzo di posta elettronica. Allora, eravamo fermi al Corriere della Sera, andiamo avanti. La sinistra urla, siamo partiti da una loro legge, torniamo quindi alla questione dell'autonomia differenziata. Questa è un'intervista con il governatore della Lombardia, Fontana. Qui c'è anche un po' la storia dei vari provvedimenti, dei vari passaggi per arrivare a questa riforma, che diciamo riforma per comodità. Allora, adesso invece il Corriere passa alla politica europea. Lo stop dei conservatori a Orbán, se vuole entrare sostenga l'Ucraina. La mossa di ECR tiene aperto il dialogo con il PPE, ma Meloni vedrà il premier ungherese. ECR è il gruppo dei conservatori e dei riformisti all'interno del Parlamento europeo, del quale fa parte Fratelli d'Italia ed è presieduto da Giorgia Meloni. 2 giorni fa ha accolto il partito sovranista romeno AUR, nato nel 2019 già conosciuto per la sua posizione anti-ungherese. Noto che una posizione anti-ungherese all'interno dell'Europa Unita, ma insomma queste sono tutte... Andiamo avanti. Dunque, Roma maltrattata, Giorgetti protesta, ma dall'Unione Europea riparte il pressing sul MES, irritazione per i negoziati senza l'Italia. Avanti, chi è questo? Bardella, la star dell'estrema destra, tra accuse e successo social, prova a sedurre le imprese. Qui siamo in Francia. Allora, Jordan Bardella, 28 anni, da dicembre 2022 il presidente del partito di ultradestra francese Rassemblement National, vicino a Marine Le Pen e alla famiglia Le Pen, è considerato tra i più radicali del partito. Aderisce alle teorie della grande sostituzione di stampo anti-immigrazionista. In campo economico è a favore delle imprese e critica la Francia come campione europeo di tassi e dazi. Allora, il Rassemblement avanti in attesa del dibattito. Leggiamo
L'ultimo sondaggio, Le Figaro, indica un Rassemblement National più la destra fedele a Ciotti in testa con il 34%, un notevole balzo di 15 punti rispetto alle elezioni legislative di appena 2 anni fa. Dietro al blocco Marine Le Pen-Bardella, che comprende ormai anche Marion Maréchal, tornata in famiglia, c'è il Nouveau Front Populaire di sinistra, degli Insoumis di Mélenchon, i socialisti di Glucksmann, ecologisti e comunisti che salgono al 29%. In terza posizione il blocco centrale dei macronisti, staccati al 22%. Ma per gli uomini di Macron è il primo raggio di sole da molto tempo, dice Le Figaro. La maggioranza attuale può nutrire qualche speranza, anche se per il momento resta terza. Un'incognita è la tenuta della coalizione di sinistra, il nuovo Fronte Popolare, unita solo dal comune desiderio di sbarrare la strada ai lepenisti. Divisioni non solo tra l'anima socialista e moderata di Glucksmann e quella estrema della France Insoumise, ma anche all'interno di quest'ultimo partito, dove François Ruffin si è allontanato da Mélenchon e potrebbe contendergli il posto di candidato premier. Martedì il primo duello in TV tra Bardella Attal e il coordinatore nazionale del nuovo Fronte Popolare, Manuel Bompard. Staremo a vedere anche qui come ne uscirà Macron. Opposizioni ancora in piazza, Conte riapre al campo largo, siamo tornati un po' schizofrenico alla politica nazionale. Siamo sempre sul Corriere. In Cassazione il titolo su Raggi, la condanna di Feltri, la Cassazione si uniforma al Paese al parere espresso un anno fa dalla Corte d'Appello di Catania. Anche per i supremi giudici il titolo, lo ripeto, patata bollente, che fu di Libero, rientra nel reato di diffamazione. L'ira di Washington contro Netanyahu, i militari, Hamas non è eliminabile, sono 50 gli ostaggi vivi, legge sulla leva, gli ultraortodossi bloccano la strada per Tel Aviv. Circa 1000 ebrei ultraortodossi hanno bloccato l'autostrada a est di Tel Aviv in opposizione alla legge che riguarda la leva dei giovani delle yeshivot, le scuole religiose. Il decreto punta ad abbassare da 26 a 21 anni il limite di età del rinvio dell'arruolamento di cui beneficiano gli studenti ed è avversato sia dai partiti religiosi della maggioranza ma anche da tutta l'opposizione israeliana, oltre che da esponenti del Likud, il partito del premier Netanyahu. Ciclone laburista nei sondaggi sciocca, ai conservatori appena 50 seggi, numeri impietosi per i Tori. Sunak rischia l'esclusione, sarebbe la prima volta per un premier. Attenti perché i sondaggi per quanto riguarda le elezioni in Gran Bretagna poi non sempre sono seguiti da numeri effettivi quando si tratta appunto quando si tratta dei risultati ufficiali. A Londra la vernice di Just Stop Oil contro i jet privati, nuova azione dimostrativa. Ieri 2 donne sono entrate nell'aeroporto di Stansted e hanno imbrattato con vernice arancione alcuni jet privati parcheggiati sulla pista, tra i quali ci sarebbe stato anche quello delle star Taylor Swift. Le 2 attiviste sono state arrestate e mercoledì il gruppo aveva preso di mira il sito di Stonehenge. Le moto, le mafie, l'Iran, la rete dietro l'attentato a uno dei fondatori di Vox, arresto in Olanda, l'ombra di una scia di delitti politici. Sempre Corriere, Viganò accusato di scisma, nega la legittimità del Papa, l'arcivescovo convocato dall'ex Sant'Uffizio e lui replica: è un onore. Vediamo le tappe di questa vicenda. Carlo Maria Viganò è nato a Varese nel 1941, è stato nunzio apostolico in Nigeria e negli Stati Uniti. Falsi pastori, servi di Satana, a iniziare dall'usurpatore che siede sul Sole di Pietro, sono alcune delle accuse al Papa espresse negli anni da Monsignor Viganò, noto anche per le sue posizioni Novax sulla dittatura sanitaria. Il Dicastero per la dottrina della fede ha chiamato Viganò a rispondere dell'accusa di scisma.
in base alla gravità dello scandalo può essere comunicato e anche spretato. Dal dossier sulla pedofilia e la propaganda Novax, ora Viganò è sempre più isolato. Il progetto di un seminario per i religiosi epurati da Bergoglio. Quando la Chiesa si separa, analogie con le febbre, cos'è lo scisma, ricostruisce Riccardo Bruno, sempre sul Corriere della Sera. Andiamo al piccolo, continuiamo, credo siamo arrivati alle pagine economiche, di fatti. Ecco, saltiamo allora tutte. Trieste, maxi palco da 60 metri per il Papa, al via l'allestimento in piazza Unità. 3 pedane, 6 torri e schermi LED, il cantiere sospeso per il G7 istruzione, poi l'arrivo di Mattarella. G7 istruzione, vediamo quando è... il G7 istruzione 27, 28 e 29 giugno, le riunioni sono nel Palazzo della Regione. Il golfo invaso dalle mucillagini, attesa la bora per spazzarle via, pescatori in difficoltà, stop all'uscita in mare, salvaguardia delle reti, ce ne siamo occupati ieri. Tappe in bici per pulire le spiagge, c'era uno sci degli anni '80, l'avventura di Leonardo Olivieri arrivato a Trieste dopo la tappa ai filtri. Legionella nei condomini, sempre più casi rilevati con le analisi obbligatorie. Arrivati 2.500 dentisti da tutta Italia, qui corsi più servizi di eccellenza. Allora, occupiamoci adesso, invece cambiamo argomento, andiamo alla cronaca di un maxi sequestro di capi di abbigliamento contraffatto che è stato sgominato da un'operazione messa in piedi dall'Agenzia delle Dogane e dalla Guardia di Finanza. 160.000 fra capi di abbigliamento ed accessori di numerosi marchi nazionali ed internazionali sono stati sequestrati al termine di un'imponente operazione condotta dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Trieste e dalla Guardia di Finanza triestina. La merce era stata rinvenuta in un container proveniente dal porto turco di Pendik, intercettato nello scalo Giuliano, e riportava perfettamente riprodotti i loghi di aziende fra le più importanti a livello mondiale. Il carico insolitamente eterogeneo e il coinvolgimento di società estere non direttamente collegate al settore del commercio di abbigliamento hanno portato ad un approfondimento del controllo sui beni, che si presentavano di ottima fattura sia per la realizzazione che per il confezionamento. Le perizie, affidate direttamente alle aziende titolari dei vari loghi, hanno consentito di classificare i prodotti come contraffatti. Inoltre, accertamenti ulteriori hanno consentito di risalire ad un'altra e speculare spedizione che, transitando per il nostro paese, stava per raggiungere la Germania e di sequestrare 74.000 ulteriori articoli fra abbigliamento, borse e calzature. Se fossero stati messi sul mercato, i capi di abbigliamento e gli accessori posti sotto sequestro, in entrambi i casi occultati da articoli tessili trasportati regolarmente, avrebbero garantito introiti per quasi 20 milioni di euro. Questo per quanto riguarda questo maxi sequestro di abbigliamento contraffatto. C'è da dire che poi anche la polizia locale in questi giorni ha operato una serie di sequestri in alcuni negozi del Borgo Teresiano. Anche in questo caso si trattava di capi senza l'autorizzazione europea, quindi lì era un problema anche che andava a riguardare la salute. Il nostro telespettatore, il signor Claudio, la seconda grande nave della Maersk che può funzionare a metanolo verde è arrivata a Trieste. Qui abbiamo anche un'immagine che adesso possiamo farvi vedere. Si chiama questa nave Astrid, è il nome, eccola qui. Eccola. Allora, c'è una polemica che riguarda il ripristino del collegamento marittimo con Grado dopo l'incidente della scorsa settimana. Una polemica che contrappone il consigliere regionale del PD e vicepresidente Francesco Russo e la giunta regionale, diciamo così, nella persona dell'assessore Amirante che gli ha risposto. Vediamo allora intanto quello che ha dichiarato ieri Francesco Russo.
La replica è che più... No. Sto vedendo quello che... Eccolo, questo. Il collegamento marittimo Trieste-Grado continua a far discutere la classe politica. L'opposizione pressa sulla necessità di fare chiarezza sull'accaduto del 12 giugno e parallelamente contesta la proposta di APT Gorizia di riattivare il servizio con un'altra imbarcazione facente capo al gruppo Vidali, ovvero l'Adriatica, già operativa su quella linea negli anni scorsi. Il più veemente sul tema è il consigliere regionale del Partito Democratico Francesco Russo, che critica l'opzione avanzata perché a suo giudizio non idonea per la tratta sul Golfo, al contrario del percorso in laguna. Quello che sembra incredibile è che abbiamo sfiorato purtroppo una tragedia. Dobbiamo ringraziare ancora una volta Guardia Costiera, Vigili del Fuoco per essere intervenuti. La Regione continua a fare spallucce. Un anno fa avevamo segnalato che su quella tratta non c'erano le condizioni di sicurezza. Ieri l'assessore Amirante si è quasi scocciata perché ricordavamo le responsabilità di APT e della Giunta di non aver vigilato. La notizia incredibile oggi è che tornerebbe in servizio la motonave Adriatica, cioè addirittura la motonave che era stata sostituita dall'Audace perché era ancora meno in grado di navigare nelle acque del Golfo. La motonave Audace resta sotto sequestro per l'indagine aperta dalla Procura di Gorizia con l'APT, che ha reso noto di essersi costituita parte offesa e di aver nominato un perito. L'azienda ha inoltre diramato una nota dove riepiloga l'esercizio svolto dall'Adriatica con circa 22.000 passeggeri trasportati nel 2021 e 19.000 circa nel 2022, numeri che però non convincono l'opposizione, che rimane ferma sulle proprie posizioni rispetto alla pertinenza di quell'imbarcazione in virtù delle sue caratteristiche e dal fatto che in diverse occasioni tale servizio è stato sospeso per guasti o problematiche di altra natura. Una motonave a chiglia sostanzialmente piatta, adatta, come dicono tutti gli esperti, per navigare in laguna. Sembra veramente una presa in giro, ma con grandi responsabilità, perché la tragedia si è sfiorata una volta e tentare la sorte, sfidare la sorte un'altra, sembra veramente da folli. La replica adesso dell'assessore Amirante. La replica è che più chiedere chiarezza all'intervento del consigliere Russo è stata un'accusa rivolta nei confronti degli uffici della Regione ed sono state parole molto pesanti che valuteremo ovviamente come reagire anche da un punto di vista della difesa dell'immagine della Regione. Non si fa attendere la replica all'attacco del consigliere Francesco Russo da parte dell'assessore regionale ai trasporti Cristina Amirante e ribadendo che quella di far rientrare in servizio sulla tratta Trieste-Grado la motonave Adriatica è solo una delle ipotesi, l'assessore spiega che c'è bisogno ancora di un po' di tempo per valutare quelle che saranno le proposte alternative dell'APT di Gorizia per sostituire l'Audace. La Regione in questo momento sta vagliando le offerte che sono pervenute da parte proprio delle società di trasporto che gestiscono il TPL per valutarne la validità o meno in sostituzione della motonave Audace e per la valutazione ci vorrà ovviamente qualche giorno da parte degli istruttori che seriamente stanno valutando, ovviamente come hanno sempre fatto, quelle che sono le proposte anche in luce delle certificazioni che vengono ovviamente rilasciate. Quindi non è la Regione ovviamente a dover né certificare né autorizzare il transito di un mezzo e chiaramente deve vedere e verificare se i mezzi rispondono a quello che è previsto dal contratto generale, che peraltro non è stato scritto né da questa giunta né da quella precedente, di cui insomma Russo dovrebbe essere ben a conoscenza. Se le soluzioni proposte non fossero percorribili e se non si presentasse alcuna offerta alternativa, l'assessore paventa la possibilità di sospendere per quest'anno il servizio di trasporto marittimo Trieste-Grado. Ci vuole il giusto tempo per valutare quello che è stato offerto. Qualora non fosse ritenuto idoneo, ovviamente dobbiamo chiedere eventualmente un'ulteriore soluzione, con il rischio, che è un rischio ovviamente che dobbiamo dirlo e anticiparlo, anche di non svolgere quel servizio per quest'anno. Allora, il Golfo di Trieste non è adatto a questo tipo di imbarcazione, basta un minimo cambiamento del tempo a metterle in difficoltà, scrive il signor Claudio. Torniamo al piccolo e vedere proprio la pagina che mette insieme le due notizie, no? Il sequestro
dei marchi del lusso farsi arrivati dalla Turchia e poi l'operazione della polizia locale in Borgo Teresiano. Ancora il Piccolo. Infila oltre 400 visitatori alla scoperta di Trieste, durante gli scavi spunta la bottega di un fornaio. Partito il cantiere della rotonda Pancera, stop alla fase 2, pronte le impalcature sulla facciata dell'edificio neoclassico, ma per l'ex Oca Giuliva si attende la fine dei lavori di fronte. La Losa di Muggia restaurata in luglio, spazio da valorizzare, l'intervento di quasi 32.000 euro fra pareti e pietra arenaria che un tempo accoglieva a metà i placati del PC e del PSDI. Mamma mia, sembra ere geologiche fa. Il solstizio di estate, la grotta del Mitreo svelata in notturna. Qui siamo sempre a Muggia. Siamo arrivati alle pagine dei commenti per quanto riguarda il Piccolo, poi arrivano le pagine della cultura. Intanto qui c'è un'immagine del festeggiamento per i 55 anni di maturità della quinta sezione metalmeccanici dell'Istituto Volta. Volevo arrivare ecco qua, da Mesh al Casanova di Fellini, indimenticabile Donald Sutherland, credo che poi sia ripreso anche da questa parte. Insomma, purtroppo leggere le pagine è un po' complicato. Dunque siamo alla pagina degli spettacoli. Trischel 2024 apre le danze con le muse del diavolo. Dunque ieri è stata presentata l'edizione 2024 di Trischel, abbiamo mandato il nostro Bernardo Gulotta per fare un servizio che adesso la regia vi proporrà. Sapete che Trischel è il festival della musica celtica, anche qui utilizziamo questo come si chiama? Convenzione, in realtà Trischel è anche altro. Vediamo allora quello che ha raccolto Bernardo Gulotta ieri. Sono come ogni anno in moltissimi ad aspettare l'edizione del Trischel, Festival internazionale di musica e cultura celtica, che prenderà il via domani, venerdì 21 giugno e fino a domenica 30 nel Boschetto del Ferdinandeo. La programmazione di Trischel comprende appuntamenti che spaziano dai concerti di artisti internazionali al teatro, alla musica, alla danza, al cinema, alle arti visive, ai laboratori e alle conferenze interattive. Il festival offre anche un palcoscenico ai giovani musicisti del Friuli Venezia Giulia attraverso la rassegna Spazio ai gruppi locali, promuovendo così il talento locale. Tante novità, tanti laboratori, ne abbiamo quasi 80 quest'anno in 10 giorni, quindi ci sarà una scelta infinita, le persone non potranno annoiarsi e ci sarà un laboratorio ogni ora. 15 gruppi musicali arrivano dall'Italia, ma tanti per la prima volta in assoluto, in esclusiva per Italia e Trischel dall'estero. Come ogni anno la rappresentanza delle band straniere è molto importante. Oltre ai The Celtic Tramps dalla Francia, in esclusiva per il Trischel, saliranno sul palco il 22 giugno gli scozzesi Gnos, che proporranno musica celtica contemporanea. Il 26 e 27 giugno arriveranno dalla Sassonia e Fabula. Dalla Repubblica Ceca arriveranno i Tempus il 27 giugno con musica melodica medievale in chiave fantasy. Si esibiranno anche gli Shiban dalla Polonia con musica celtica tradizionale arrangiata in chiave moderna e il 29 giugno i Lirre, sempre dalla Polonia, con metal sinfonico. A seguire nei giorni successivi ci saranno gli Hydrorat Fantasy Band dalla Bielorussia e come ultima band gli spagnoli di Siviglia dei Groggy Dogs che fondono punk, metal e ska ai canti dei marinai. Trischel è anche itinerante, abbiamo 9 tappe itineranti, le prime sono partite un paio di giorni fa con i parchi rionali, quindi Villa Revoltella e Villa Engelmann, poi saremo a Muggia la prossima settimana e poi si passerà ai vari comuni come Sistiana Mare con Promoturismo che ci concede l'area della terrazza per un concerto d'arpa celtica e voce, fino a finire a Gorizia in un festival mondiale che ci ospita come folk in promozione di Go 2025. Prima della pubblicità abbiamo tempo per sentire la prima telefonata. Buongiorno.
Buongiorno dottor Bosazzi. Buongiorno. Senta, io sono Preda, mi sente, no? Sì. Sì, mi dispiace che non ci sia ancora il suo ospite, niente, perché ho mandato una mail, ma non è tanto lunga, comunque occorre sintetizzare, comunque non è troppo breve. E niente, gli argomenti in voga che sono il premierato, io mi chiamo Preda comunque, no? Sì. La Costituzione. Questi due sono, vabbè, per quanto anche il Senato abbia anche approvato il premierato, non è finita, ma la Costituzione io mi interessa capire perché se può venire modificata. E poi io anche la mia opinione, ma insomma io non ne capisco tantissimo, vabbè, perché nei suoi articoli, per esempio per le unità del nostro paese, e questo se magari lei anche il vostro ospite interessa parlare, no? Ok, questo. Parleremo probabilmente anche di questo effettivamente e Va anche bene, vi ringrazio. dell'autonomia differenziata. Grazie, allora andiamo direttamente in pubblicità. Allora, eccoci in compagnia del primo ospite di oggi, Carlo Grilli, consigliere regionale della lista Federica Presidente. Grazie per essere tornato nei nostri studi. Allora, abbiamo parecchi argomenti di cui trattare. Ricordo il numero 040 977 8910 per le telefonate, svegliatrieste@tele4.it l'indirizzo di posta elettronica. Grilli, partiamo dal Silos. Buongiorno Umberto, buongiorno a tutti i telespettatori. Partiamo dal Silos. Finalmente sembra che ci si stia avviando ad una soluzione che era auspicata da tempo. Però noi parliamo sempre del Silos, che in realtà è un muro, pezzi di mattoni, no? A me piace parlare delle persone. Muri non hanno un'anima, ma le persone sì, e credo che sia giusto, che sia arrivato il momento di dire basta ad una situazione che metteva sicuramente Trieste in cattiva luce, ma in realtà metteva in discussione tutta una serie di servizi che questa città invece può promuovere. Il fatto che finalmente avvenga lo sgombero, ma soprattutto si comincino a far sì che i trasferimenti comincino a dare quel risultato che noi tutti auspichiamo. Perché dico questo? Perché nella legge dei numeri noi possiamo garantire un tipo di servizio adeguato ad un numero limitato di persone. Cioè, Trieste ha una capacità di assorbimento di circa 600, 700, 1000 risicata come numero persone, a cui possono essere garantiti tutta una serie di servizi, no? Non soltanto di asilo politico, ma anche di poi eventuale inserimento nella comunità con l'attivazione di percorsi professionali, eccetera. Se questi numeri invece cominciano a essere superiori e la città chiaramente non ha la possibilità di inserire queste persone in percorsi inclusivi, è chiaro che il banco salta e quindi possono avvenire tutte quelle sorte anche di piccola malavita veramente terribile che purtroppo affiancava le persone che dormivano nel Silos, perché voi sapete che anche là c'era una guerra di spazi, per cui venivano in qualche maniera anche dirottati attraverso piccoli pedaggi le sistemazioni nel Silos. Non è una novità che assieme al sindaco di Piazza, quando io coprivo il ruolo di assessore, avevamo anche noi ipotizzato l'apertura di un nuovo centro. Il tema è che in ogni caso non sarebbe stato sufficiente se non fosse stato accompagnato poi dai trasferimenti, che questi sono la vera soluzione per questo tipo di problema. C'è una telefonata, io direi di sentire chi è in linea. Buongiorno. Buongiorno, meno male che c'è il signor Grilli. Oh, buongiorno signora, che bel sentirla. Mi succede delle cose veramente, sono tanto agitata. La conti tutto. Signor Grilli. Ecco, mi ascolti ben quel che ti dico, meno male che c'è. La guardia mi è successo una cosa impossibile. La guardia di mio figlio che ha 41 anni e il giorno 10 si è fatto male sul dito piccolo della mano destra.
venga presto a Catinara, abita là vicino, e gli ha detto va bene, questo è un intervento di routine, non è una cosa grave, e tutti passavano avanti quel col codice rosso. Vabbè, mio figlio 3-4 giorni, 6-7 ore ogni giorno aspettava di andare a fare il suo intervento, però era sempre codici rossi. Va bene, ieri ha fatto l'intervento finalmente, povero, e gli ha fatto il suo intervento, eccetera. Dopo l'ho chiamato e gli ho detto, guardi, dobbiamo dire una cosa, abbiamo visto sulla radiografia che non va bene. Dopo, ecco, la guardi che roba, gli ha detto, bisogna fare una revisione perché venga oggi. Ieri che ha fatto l'intervento, oggi che tocca fare un altro sul stesso posto, ma come si può sbagliare? È una cosa di routine, guardi, ma io non so, povero figlio, una cosa di routine, gli ha detto che ieri che ha fatto l'intervento, oggi che tocca andare a fare un altro, che gli ha messo un ferro troppo piccolo, devi mettere con un ferro più grosso, io un piccolo dito della mano, che è la routine, che è una routine. Va bene, ho capito, ma come si fa? Ieri ho fatto l'intervento di un altro sul dito. Ma come puoi sbagliare? Ma non si può vivere così. Okay. Ecco, la capite, sono tanto agitata. Il ragazzo deve anche lavorare, lui lavora a Barilla, dirigente, è un lavoro molto importante. E povero figlio, con tutte tante ore che gli era là. Va bene, questo mettiamo da parte perché prima gli era i codici rossi. Sì, ma guarda, coccoli con lui, veramente coccoli, ho detto, ma tutti coccoli, però mi tocca tornare di nuovo, ieri ho fatto intervento, oggi di nuovo un altro sul stesso punto, ma come si può sbagliare, ma come si può sbagliare, non arrivo a capire. Sentiamo la risposta, insomma. Allora, intanto un abbraccio a lei forte, quasi più forte a lei che a suo figlio che sta subendo il secondo intervento, perché la vedo molto preoccupata e molto agitata, come forse anche è corretto sia, perché poi l'amore di una mamma si esprime anche attraverso queste cose, ed è anche nel dramma è anche un piacere sentire come una mamma di fatto è mamma sempre, quindi si preoccupa per il figlio, che mi sembra che da quanto ho sentito ha 41 anni, per cui vedrà che se la caverà in maniera egregia. Poi è anche vero che il personale sanitario che abbiamo, al di là delle tante polemiche che spesso si sentono, è personale qualificato che dà assolutamente un servizio eccellente. Io adesso non entro nel dettaglio della diagnosi perché non ne conosco e non è neanche il mio compito valutare l'errore oppure forse il miglioramento rispetto a quanto è stato già effettuato l'altro giorno, per cui vedrà che tutto si risolverà probabilmente con una giornata di apprensione per lei, e di questo mi dispiace, ripeto, sono più preoccupato per lei che per suo figlio, che è grande e grosso e quindi farà presto a riprendersi. Comunque davvero un augurio di pronta guarigione a suo figlio, e mi raccomando vada a prendersi un caffè, si faccia una bella passeggiata, un bel respiro, e vedrà che poi tutto andrà bene. Allora, c'è una notizia sul Corriere della Sera che non riguarda Trieste, ma che insomma è una di quelle notizie che mettono davvero i brividi. È morto a 18 anni un ragazzo schiacciato da una seminatrice. Questo ragazzo stava facendo manutenzione e l'inchiesta chiarirà se rientrava fra i suoi compiti. Questo delle morti sul lavoro. E soprattutto poi anche di un ultra settantenne. Però quando poi capita un ragazzo di 18 anni questi sono episodi drammatici che devono trovare una soluzione attraverso tutta una forma di prevenzione e di attenzione. Troppo spesso si dà per scontato, anche nel lavoro quotidiano lo si fa certamente con leggerezza. Io mi auguro che arrivino presto e stringenti delle misure che poi di fatto sono già, perché poi le leggi ci sono, non vengono sempre messe in campo, e certe volte anche la responsabilità di chi dovrebbe dirigere tutta una serie di lavori e verificare che tutti i sistemi di protezione vengano messi in campo possono trovare. Certo che una morte di un ragazzo di 18 anni fa venire veramente i brividi, come tra l'altro
la tragica fine di quel ragazzo indiano che è stato, a cui è stata tranciata un braccio e mi sembra anche una gamba e poi è stato lasciato sul ciglio della strada. Quello credo sia un avvenimento che davvero fa caponare la pelle, e io mi auguro che ci sia un'inchiesta forte e decisa su queste forme di caporalato che evidentemente portano ad avere anche persone in nero senza nessun tipo di tutela, con paghe assolutamente irrisorie, e che quindi questo è uno dei temi, diciamo, che vanno affrontati in maniera stringente, ma soprattutto con delle forme di formazione, cioè, e di attenzione a quelli che sono poi i vari sistemi di protezione delle persone. Certo che morire a 18 anni sul lavoro. Andiamo alla prossima telefonata. Buongiorno. Pronto? C'è qualcuno dall'altra parte? È caduto. Boh. Casomai lo recuperiamo. Sempre il Corriere della Sera, tra l'altro, Satnam, il ragazzo indiano, ha fatto una leggerezza. Frase shock dell'imprenditore, il Presidente del Consiglio parla di atti disumani e i testimoni, chi l'ha lasciato, dove l'ha lasciato, diceva non è in regola. Vabbè, qui questo si inserisce poi in chi l'ha lasciato, dove l'ha lasciato, non è che non è in regola, non è a bolla. No, diceva che non era in regola il lavoratore, sì, che questo non fosse a bolla. Io capisco che il lavoratore non è a bolla, ma quando un ragazzo a cui viene amputato un arto non lo porti immediatamente in ospedale, al di là poi delle conseguenze che chiaramente riceverai perché non avevi messo in regola il ragazzo, però c'è una vita umana. Allora, se noi ci fermiamo soltanto alle regole e non ritorniamo a quello che è l'essenza del valore delle persone, credo che è una civiltà che va in barbarissi, perché non sta nel cielo né in terra. Io capisco che non l'avevo messo in regola, però di fatto c'è una pietà umana che va rispettata e va ricondotta evidentemente a un sistema di educazione che sta andando veramente lontano. Credo che questo faccia davvero pensare che posso pagare una multa, posso avere delle conseguenze, ma c'è in gioco una vita umana. È come quando investi una persona con la macchina e poi non gli presti soccorso, al di là delle conseguenze perché magari hai bevuto un po' di più o perché magari hai assunto un po' di droga. Però insomma c'è una persona sul ciglio della strada a cui tu gli hai dato un colpo e credo che dovere morale sia fermarsi e anche pagare le conseguenze di un atto che è stato fatto proprio perché non hai rispettato le regole. Sentiamo, forse abbiamo recuperato la telefonata di prima. Buongiorno. Buongiorno, non sono la persona della telefonata di prima. Buongiorno dottor Bosani, buongiorno, lei è il suo ospite. Buongiorno, volevo porre una domanda al suo ospite che l'ho già fatta ieri, che era una signora, ma non dico di quale partito perché non è il caso. Allora, siamo venuti a conoscenza tramite una trasmissione televisiva che dal 24 aprile del 1998, se non si è in grado di avere una visita prescritta dal medico entro 8 giorni, si ha diritto a una visita privata con il rimborso. Allora, questo in alcuni casi è già successo, devo essere sincera, però ci vogliono circa una cinquantina di giorni per il rimborso, perché quando lei al CUP dice allora io chiedo questo in base alla legge, allora trovano sempre impossibile, ti danno la visita subito, privatamente. Ma io mi pongo una domanda: se una persona che non riesce a pagare una visita, che ormai andiamo dai 150 ai 200 euro, perché non li dà prima l'azienda sanitaria, cioè non paga prima la visita? Perché non tutti hanno la possibilità di rimanere fuori quasi 2 mesi con una cifra così. Ecco, io spero che lei mi dia, perché è una persona molto seria e la sento vicino alle persone, sinceramente, se mi sa dare una risposta precisa. Buona giornata a tutti e due. Grazie signora. Grazie signora e grazie anche per il modo con cui ha posto la domanda,
veramente molto, molto delicato e che merita quindi una risposta. Il tema delle prestazioni sanitarie è un tema di cui abbiamo discusso anche l'altro ieri in Consiglio regionale, quando l'assessore Riccardi ha risposto in maniera molto, molto chiara e precisa proprio su questo tema. Il tema delle prestazioni sanitarie è un tema che viene affrontato in maniera quotidiana dai tecnici, dai funzionari delle aziende sanitarie, proprio perché tutta una serie di prestazioni che devono essere garantite dal sistema sanitario certe volte trovano un intoppo riguardo a quelle che sono anche delle richieste, certe volte anche il surplus rispetto alle necessità. Io credo che il tema dei rimborsi può essere un tema, ma io credo che le prestazioni in tempi congrui devono essere il tema da affrontare, perché non è una questione soltanto finanziaria, ma è una questione di tempi che devono rispondere a quelle che sono le necessità delle persone riguardo al loro stato di salute, perché non possiamo né permetterci che una persona non vada a farsi un esame, né permetterci che questo esame venga garantito ma in tempi che non sono congrui e quindi magari può dare anche delle risposte errate. Ora, il tema del personale sanitario che chiaramente è in forte difficoltà rispetto ai numeri che servirebbero in questo momento sta venendo affrontato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia, che abbiamo visto anche dai dati che abbiamo rilevato proprio in questi giorni, è comunque una regione al top. Questo è un tema che non è soltanto della nostra regione, è un tema che purtroppo è a livello nazionale e che deve essere affrontato su vari fronti, non sempre soltanto finanziariamente, ma soprattutto nei tempi che corrispondono a quelle che sono le necessità. Credo che il fatto che qualcuno abbia chiesto dei rimborsi è perché effettivamente non sono riusciti a garantire determinate prestazioni nei tempi congrui, sia stato già eseguito in qualche forma, ma il lavoro che noi dobbiamo fare è quello di non permettere a nessuno che non abbia le disponibilità finanziarie di non farsi curare. Questo io credo sia il tema che in questo momento la Regione Friuli-Venezia Giulia, con l'assessore Riccardi e soprattutto con tutti i tecnici che sovrintendono a quello che è il percorso di programmazione delle aziende sanitarie, sta affrontando proprio quello di rispondere nei tempi previsti da quelle che sono poi le necessità di salute delle persone. E l'anticipo del rimborso non è, credo, tecnicamente possibile? L'anticipo del rimborso non è tecnicamente possibile, ma io credo che non sia soltanto una questione, cioè non è una questione secondo me di soldi, è una questione di garantire la prestazione nel tempo congruo, che sia poi attraverso l'azienda sanitaria, il sistema sanitario nazionale e regionale, oppure attraverso il privato accreditato. Questo non è importante, l'importante è che la risposta di salute della persona venga corrisposta nei tempi sufficienti per garantire poi un percorso di diagnosi che porti poi alla soluzione del problema. Abbiamo una telefonata, poi ho da leggere una mail. Buongiorno. Sì, buongiorno a lei Umberto e buongiorno a Carlo Grilli. Buongiorno. Allora, riallacciandomi a quello che diceva adesso Grilli, secondo me questa attesa delle visite che la gente aspetta per fare è tutta una conseguenza dovuta anche alla pandemia, perché lì abbiamo perso parecchio tempo per fare le visite, non si potevano fare le visite, non si potevano fare niente in quel periodo dell'anno, quindi adesso noi dovremmo evadere tutte quelle visite che non si sono potute fare in quei 2 anni. Sia così semplice. Poi una cosa anche volevo dire, se ci sono tutte queste visite a evadere, manca personale, manca infermieri, dottori, perché non si pensa di aumentare, di assumere gente per evadere tutte queste visite qua da fare? Okay. E poi con un'altra cosa che non c'entra con questo, io signor Grilli frequento molto gli autobus e purtroppo ultimamente vedo nei ragazzini molta maleducazione nei bus, cioè fanno quello che vogliono, mettono la musica a tutto volume, si mettono a cantare nei bus, se magari una persona dice qualcosa loro ti rispondono male. Io una volta sono andato a dividere 2 ragazzini che si stavano picchiando negli autobus e questi 2 ragazzini addirittura hanno detto che io gli devo tirare giù le mani, se no loro mi denunciano.
Ma si può andare avanti così? Anche qua a Trieste, con questi ragazzini in giro per le strade che fanno quello che vogliono? Cioè, se ci sono le regole, facciamole rispettare. Ecco, grazie, arrivederci, buongiorno. Grazie. Allora, in maniera molto, molto sintetica, non è soltanto una questione di assunzione del personale rispetto alle necessità di risposta di salute delle persone, ma è anche il tema che probabilmente oggi il sistema pubblico non è più tanto appetibile. Quindi molti dei concorsi di tipo medico e di tipo infermieristico non hanno quell'appeal necessario a far sì che il sistema sanitario, diciamo, possa rispondere anche in termini numerici rispetto a questo. È chiaro che oggi come oggi, con le paghe che vengono corrisposte a questi professionisti dal servizio pubblico e che sono evidentemente inferiori rispetto al mercato privato, è chiaro che la domanda va da un'altra parte. Quindi il tema in questo momento del partenariato tra pubblico e privato deve essere assolutamente all'ordine del giorno, proprio per garantire questo tipo di servizi. Sul discorso degli autobus, allora se i ragazzi cantano, diciamo, sull'autobus a me non preoccupa molto. Se invece cominciano a fare, diciamo, ci sono situazioni di maleducazione, quello è un problema che va affrontato però non soltanto dalla politica, va affrontato primariamente dalla famiglia. Cioè, c'è la famiglia, c'è la scuola, ci sono tutti gli organi preposti a far sì che un ragazzo non vada neanche a pensare, prima di tutto, di mettere le mani addosso a un altro, sì, no? E soprattutto di comportarsi male. Cioè, allora, ogni tanto mi viene in testa che sto facendo discorsi da vecchio, no? Però ai miei tempi, come si usa dire, no? C'era una forma di rispetto nei confronti del papà, della mamma, della maestra. Cioè, oggi come oggi dovremmo ritornare ad avere l'assunzione di responsabilità dei ruoli, no? Che sono dei ruoli anche di alleanza. Cioè, una volta prendevi 5 a scuola, sì, no? Arrivavi a casa, il classico a letto senza cena, e il giorno dopo c'era questa alleanza famiglia-scuola, no? Attraverso la quale avevi preso questa insufficienza, però non è che cambiava niente, cioè studiavi un po' di più e prendevi la sufficienza. Oggi come oggi, se prendi un'insufficienza a scuola, la famiglia va a brontolare dall'insegnante, come mai mio figlio ha preso questo, cioè, quindi c'è una mancanza anche di, come dire, risposta, no? Ed esempio di alleanza dell'adulto, della classe dell'adulto rispetto alla classe del giovane, che ha bisogno evidentemente di regole. Una volta nessuno avrebbe pensato di fare chiasso o menarsi nei bus. Sì. Ci si menava anche quella volta, perché non dico di no, succedeva lo spintone, la piccola baruffa da bambini. Oggi come oggi invece vedo che le baruffe cominciano ad essere impegnative, e ogni tanto capita anche che, non nei bus magari, però non è detto che non può succedere, ci scappi anche qualche coltello che esce dalla borsa o dalla giacca di qualcuno. Ecco, questo forse dovremmo, secondo me, trovare delle alleanze primarie a far sì che certi comportamenti non vengano repressi, ma non vengano neanche nemmeno posti nella testa di chi poi potrebbe poi portarli a termine. Questo è un tema. Sentiamo la prossima telefonata. Buongiorno. Buongiorno, sono Sergio. Tra un blackout e l'altro, stamattina la linea è un po' grave. Comunque io sono un cliente dei Topolini, è il numero 10 nella fattispecie. Ho trovato la sorpresa ieri che sono le boe per far arrivare il delfino verde, e quindi hanno interdetto la balneazione in quella zona. Volevo sapere da dove è venuta fuori questa balzana idea per cui il delfino verde deve fare tappa ai Topolini. Insomma, tra l'altro complimenti a chi ha fatto il cartello, che c'è scritto atterraggio anziché attracco del battello. Insomma, grazie, buongiorno. Però diciamo che se il battelio volasse, forse avrebbe meno problemi. Potrebbe poi fare un servizio anche direttamente alla cabinovia. È una risposta a cui non so darle nessun tipo di spiegazione, mi
mi informerò sicuro, ma mi coglie veramente impreparato e quindi lo ammetto da subito, no, nel discorso di Topolini. Allora, ci sono, adesso le ho perse ma adesso le recupero, ecco, 2 mail. La signora Elena dice: mio figlio ha 23 anni, no, c'è una, allora facciamo così, se c'è una telefonata non lascio ad aspettare chi ha il telefono, quindi poniamo la questione e magari rispondiamo dopo la pubblicità per non far stare troppo al telefono chi è in linea. Buongiorno. Buongiorno a lei, suo ospite, sono Gino. Prego, buongiorno signor Gino. Sul discorso precedente del costo per la sanità eccetera, ultimamente ho letto sul piccolo che la SUGI ha dato un premio di produzione ai suoi dirigenti di 30.000 euro. Quindi i soldi ci sono, cioè, è un problema che sono distribuiti malamente e probabilmente hanno altri obiettivi. In più, dopo volevo discutere il discorso sui ragazzi, eccetera. Noi abbiamo tutta una società, attraverso le TV, le notizie, eccetera, che praticamente dice che niente è inquadrato, tutto è possibile, tutto è fluido, tutto è liquido, non ci sono più sessi, le filosofie di vita non esistono più, sono tutti che puntano al massimo per se stessi e non per la collettività. E quindi questo è il risultato del liberismo in cui ci hanno buttato dentro e adesso abbiamo i risultati e non sappiamo più come uscirne. Grazie e buongiorno. Allora, lo facciamo dopo. Rispondo. Se è rapido, sì, perché abbiamo la pubblicità. Telegrafico. Sì. Allora, il discorso della sanità non è soltanto una questione finanziaria, bisogna mettere in chiaro questa storia. Non è soltanto che attraverso i finanziamenti che la Regione in questo momento ha possiamo risolvere questo tipo di problemi, perché i problemi sono molto complessi e vanno dal reperimento dei professionisti, ai vari stipendi dei professionisti, alla varia programmazione. Quindi non è soltanto un tema di risorse. Sui ragazzi, io credo che sia giusto però anche parlare di quella parte buona, che è la maggior parte. Cioè io lavoro quotidianamente con ragazzi e posso testimoniare, per quello che riguarda la mia esperienza, che la gran parte dei ragazzi sono ragazzi che studiano, si impegnano, fanno volontariato, fanno sport. Cioè, allora non guardiamo soltanto la parte meno bella di una condizione invece che è molto attiva ed è molto anche dedita a quello che è anche il discorso della comunità, della programmazione, di stare insieme con gli altri e anche di aiutare gli altri. Cioè ci sono molti, dobbiamo dire questo in maniera forte e chiara, cioè la gran parte dei ragazzi sono dei ragazzi, diciamo, che hanno nel loro DNA una linea che evidentemente è stata impostata da tradizioni, dall'educazione della famiglia, dal percorso scolastico, eccetera. C'è una parte di questi ragazzi che sono italiani, che sono stranieri, no? Quindi non bisogna creare, diciamo, grandi distinzioni, che vanno sostenuti, perché c'è stata certamente, ci sono delle difficoltà di tipo generazionale, questo non possiamo nascondere, e non penso che la pandemia abbia generato tutto quel discorso, perché ormai sono passati già 2 anni, cioè ormai quelle liste d'attesa che erano state generate in pandemia ormai sono evidentemente esaurite, ma credo che la pandemia abbia lasciato strascichi in quella che è la psicologia dei nostri ragazzi, di certi ragazzi più fragili, tant'è vero che gli enti locali sono molto impegnati nel sostenere percorsi genitoriali, percorsi di ragazzi attraverso educatori, attraverso programmi anti-abbandono scolastico o di inserimento del lavoro. C'è una parte più fragile che evidentemente trova in scatti di violenza una loro dimensione, che vanno affrontati, vanno in qualche maniera intercettati, dove fanno reati gravi certamente puniti, ma dove invece c'è un piccolo bagliore di un sentire che potrebbero entrare in una cattiva china, no? Ecco, vanno assolutamente riportati a quelle che sono diciamo, le classiche vite di comunità.
Ecco, però dare il messaggio che tutti i ragazzi sono così, io credo che non diamo una versione corretta di quella che è la realtà. Andiamo in pubblicità, poi abbiamo delle mail da evadere, come si dice. Allora, abbiamo delle mail da evadere, come si dice, quindi io direi di incominciare con questa signora che dice: mio figlio ha 23 anni, lavora in alta quota senza il corso e non viene pagate le ore straordinarie. Non bene, direi non bene, perché io credo che il ragazzo abbia degli strumenti per poter rivendicare quelli che sono i suoi diritti, ma soprattutto rivendicare, per esempio, direi subito il corso, cioè una formazione, già che lavora in quota, credo che una formazione idonea sia necessaria per poter significa lavorare in quota? Cioè? Sarà su corde, non so, quelli che montano... in quota, ho penso capito. Che quelli che montano l'aria condizionata, no? I motori dell'aria condizionata, per esempio, anche a casa mia l'hanno montata all'esterno ed erano su corde. E lì, se non c'è una formazione idonea, insomma, è possibile che si verifichino degli incidenti e se sono in quota, degli incidenti che evidentemente fanno molto male. Quindi io credo che la rivendicazione dei diritti sia sempre una cosa corretta e io credo che il personale vada pagato, fondamentalmente. Allora, mamma mia, adesso se ne arrivano di più. Allora, dice, la mia nipotina è nata il 9 di giugno, quindi è una gemelli, terribile. Per il documento di identità bisogna attendere sino al 19 luglio. Allora, intanto buona vita benvenuta, alla bimba, perché abbiamo bisogno di bambini e quindi sempre io credo che sia una delle notizie più belle da dare. Poi tra l'altro il 9 giugno è anche il giorno del mio matrimonio, quindi un saluto anche a mia moglie. Si può, non so se si può. La mia maestra dell'elementare è nata il 9 di giugno. Ecco, è una data fortunata, però ripeto, la nascita di un bambino è sempre una cosa che porta gioia alla comunità, ne abbiamo assolutamente bisogno e tra l'altro dobbiamo anche garantire servizi idonei a fare in modo che le mamme e i papà possano avere dei bambini, completando anche quello che è il loro percorso sia professionale che di genitori. Sui tempi di risposta della carta d'identità onestamente non so dare una risposta, probabilmente in questo periodo saranno anche molto affollate. Io ho fatto la carta d'identità, ho rinnovato la carta d'identità in tempi assolutamente congrui, nel giro di pochi giorni l'ho avuta, perché tra l'altro l'ho cambiata anche da poco. Quindi può essere che magari in questo periodo, magari che la gente ha più bisogno del documento eccetera, ci sia stato forse un intasamento dei servizi, che di solito però, ripeto, le comuni di Trieste sono sempre molto, molto veloci. Invece la signora Ornella, è una mail un po' lunga ma io cerco di sintetizzarla al meglio, come dire, stigmatizza, mettiamola così, il fatto che molto spesso la politica o anche le amministrazioni sembrano non tenere in considerazione le problematiche delle persone anziane o delle persone disabili. Una gran parte di questa popolazione non partecipa alla vita cittadina, eventi, shopping, eccetera, perché per esempio ci sono ancora delle barriere architettoniche, perché per esempio c'è anche un comportamento sbagliato che impedisce per esempio agli operatori delle cooperative che si occupano di trasporti di far bene il proprio lavoro, nel senso che basta parcheggiare, qualcuno irresponsabilmente lo fa in uno stallo per disabili e questo complica tutta quanta la vita. Io un giorno per sbaglio ho parcheggiato in uno stallo per disabili perché non ho visto il cartellone, il cartello verticale. Quando me ne sono accorto, devo dire la verità, che mi sono vergognato come un ladro. Però voglio dire, dice forse c'è bisogno di una maggiore non considerazione, ma proprio di rendersi conto meglio, mettiamola così, di determinate esigenze. Allora,
in parte la signora ha ragione, in parte mi sento di dire che forse conosce poco i servizi che questa città, che credo sia una delle città che garantisce più servizi in assoluto, ma anche perché ha una condizione demografica molto particolare, cioè Trieste, alla luce delle altre città del nostro paese, è la città che assieme a Genova ha la più alta percentuale di anziani sul territorio, e diciamo che la gran parte dei nostri anziani sono anziani in salute, stanno bene e partecipano alla vita cittadina, abbiamo i teatri sempre pieni, abbiamo tutti i luoghi culturali che sono molto frequentati e abbiamo tutta una serie anche di luoghi dove le persone anziane possono andare, anche perché la condizione dell'anziano non è sempre determinata da processi finanziari. Io faccio sempre l'esempio di un luogo dove noi davamo un tipo di servizio ai nostri anziani che veniva frequentato anche da una certa Trieste bene, perché di fatto erano comunque anziani soli, e quindi la solitudine è un qualcosa che a cui non puoi dare una risposta soltanto in maniera finanziaria, e quindi venivano per stare in compagnia, per stare lì qualche ora, per trovarsi con delle persone amiche e per passare del tempo. Quindi se lei, credo, si affacci al sito del comune, troverà tutta una serie di servizi dedicati alle persone anziane che durante tutto l'anno possono avere tutta una serie di incontri, di relazioni e di come dire, luoghi a cui poter partecipare. Sul discorso dei disabili io mi sento di spezzare una lancia nei confronti di tutti gli operatori che si occupano dei nostri ragazzi. Tra l'altro ne parlavo prima proprio con Umberto, io ho un figlio che ha una disabilità, in questo momento è in vacanza a Bibbione con altri suoi compagni di viaggio e con gli operatori, a cui io devo dire davvero un grazie immenso, perché svolgono un lavoro incredibile, fatto di amore, di dedizione, di professionalità, e quindi mi sento di ringraziarli anche pubblicamente per il lavoro che svolgono poi quotidianamente sul territorio. Sul discorso delle barriere architettoniche io da sempre faccio un esempio. Noi non dobbiamo abbattere un gradino per far sì che un cliente in carrozzina possa andare a comprarsi una camicia in un negozio, ma lo dobbiamo abbattere perché potremmo avere anche una commessa in carrozzina che va a svolgere il proprio lavoro all'interno di quel negozio. Cioè noi dobbiamo cominciare a cambiare la dinamica della visione delle persone con disabilità e a promuovere quelle che sono le varie abilità delle persone al netto della loro condizione. E questo credo che Trieste, anzi ne sono convinto perché poi ne sono stato anche parte attiva, Trieste sia un esempio in cui c'è ancora tanto da lavorare sul discorso delle barriere architettoniche, sul discorso dell'inclusione, sul discorso dell'inserimento lavorativo, però credo che proprio Trieste, che viene sempre visionata anche dalle altre città come proprio un esempio di inclusione, dove è partito tra l'altro un processo culturale che da Basaglia in poi, no, ha visto tutta una serie di persone in difficoltà avere determinati servizi, ma avere poi una città che comprende le varie difficoltà. Sul discorso dei parcheggi certamente capita, come a Umberto, che uno si possa sbagliare, ma sempre di più capita di chi ha i famosi 5 minuti. L'ho messa per 5 minuti. No. È una risposta che io odio, perché se una persona disabile vede il posto dedicato, occupato, non sempre ha la possibilità di verificare se quella persona c'è il tagliandino o meno, e poi non ha nemmeno voglia di litigare, perché poi di fatto le risposte non sono sempre educate. Allora, sugli stalli per disabili, al netto di uno sbaglio che ci può stare, non si va. Se una macchina ha il contrassegno, non è detto che la persona disabile sia all'interno dell'auto, e quindi quella macchina non è adibita allo stallo sui disabili, va in un'altra parte. Cioè può capitare, succede, ma dobbiamo renderci conto che l'esercizio del parcheggio di una persona disabile è un diritto alla sua mobilità, cioè non è un privilegio. Allora, posso dirvi che anch'io ho il parcheggio personalizzato, ma preferirei di gran lunga avere mio figlio sano e farmi tutta la città a piedi, piuttosto che avere
quello che, ripeto, non è un privilegio, ma è un esercizio è un diritto di esercizio di mobilità che la persona, specialmente poi qua a Trieste, dove i sali e scendi sono molto frequenti e quindi certe volte anche la fruizione di mezzi pubblici è difficoltosa, proprio perché magari abiti in una casa dove magari c'è una salita o una discesa e quindi diventa difficoltoso. Quindi su questo io dico alle persone: cerchiamo di avere l'educazione e il rispetto e non considerare quello stallo come un privilegio, ma come la possibilità per una persona con difficoltà a poter usufruire delle proprie città. C'è anche un po' per sorridere un attimo di un altro argomento, questa vignetta di Englaro che è molto divertente, devo dire la verità. I vor rimettere l'Adriatica sulla linea per grado, una soluzione quantomeno audace. Quindi, devo dire la verità, molto divertente. C'è una telefonata. Buongiorno. Che è un clacson, no? Allora lasciamo cosa mi sembrava più per strada. Allora vediamo le mail, ce ne sono parecchie. Ecco questa per esempio. Come si può riuscire a tenere alta l'attenzione sul rapporto tra giovani e politica con uno sguardo anche a temi quali lavoro, occupazione e ambiente? Allora, forse c'è già però questa attenzione, secondo me. Allora, io credo che lo sguardo della politica oggi sia uno sguardo molto più ampio rispetto a temi che ci coinvolgono, cioè quindi il tema ambientale, il tema del lavoro, il tema della condizione giovanile piuttosto che il tema dell'anziano. Sono temi che sono sempre stati esposti, ma forse in questo periodo hanno un più ampio margine di attenzione. Credo però che anche i risultati delle elezioni ci raccontino che molte delle persone, visto che il 50% non va a votare, si senta evidentemente non attenzionato da quello che è la politica. Io colgo l'occasione quindi per ribadire quello che stiamo facendo con il percorso dell'Associazione Idea Giuliana, che assieme ad altre persone come Roberto Cason, come Giorgio Cecco, come Antonella Serbo, con Sabrina Polacco, li voglio citare perché con Margherita Canale e con Lorenzo Alberti, che sono il coordinamento di questa associazione, abbiamo messo in campo proprio perché noi riteniamo che lo spazio della politica debba essere uno spazio condiviso con più persone possibili. In questo momento questa realtà associativa sta avendo un discreto successo, perché di fatto ancora non abbiamo fatto quasi niente perché abbiamo appena cominciato, quindi abbiamo appena cominciato a riunirsi, ma abbiamo già numerose richieste anche da più fronti della politica. Questo significa che c'è voglia di partecipazione, c'è voglia di dare il proprio contributo e soprattutto io credo che se hai voglia di cambiare o migliorare o ritieni che possa essere questa comunità migliorata, devi dare il tuo contributo, non puoi aspettare che qualcuno lo decida da un'altra parte. Quindi io vi invito anche a contattarci per avere delle informazioni, perché ritengo che quel 50% di persone che non va a votare e che si ritrova in un'area moderata come quella che siamo noi, possa invece trovare una risposta attraverso il nostro gruppo, ma non soltanto, ma con la messa a disposizione di pensieri. Noi abbiamo bisogno di pensieri, soprattutto se noi vogliamo, per esempio, uno dei temi che in questo momento è molto caldo, che è il tema dei giovani, abbiamo bisogno di giovani. Cioè non posso pensare io a 60 anni di programmare quella che può essere un'attività dedicata a un ragazzo di 20 se non parlo con lui, se non mi racconta quello di cui ha bisogno, se non si mette anche lui in gioco, lui o lei, e mi dice ma la mia realtà è diversa da quella che è la tua, e quindi abbiamo bisogno di questo. Cioè noi abbiamo bisogno di gente che si responsabilizzi. Noi l'abbiamo fatto attraverso la politica, che questa parola che da una parte sembra una cosa sporca, da una parte invece sembra una cosa nobile. In realtà la politica è neutra, bisogna vedere come la utilizzi. Noi vorremmo utilizzarla mettendo a disposizione uno spazio, un contenitore che abbia la possibilità di far sì che tutte le persone possano esprimere il loro pensiero e possano portare un contributo, ma abbiamo bisogno di contributi. Quindi dobbiamo assolutamente, io vi invito magari a contattarci, e se non a noi ad altri, ma
vi invito a mettervi in gioco, cioè vi invito a programmare la vita che vorrete adesso e che vorrete fra qualche anno, perché sennò è difficile nella nostra condizione, diciamo, di persone adulte e anche più che adulte, programmare quello che un ragazzo invece ha bisogno in questo momento. Mettiamo la prossima telefonata, buongiorno. Pronto? Sì, pronto? Prego. Vorrei sapere, se gli ex comunali, come si chiama, che hanno prestato lavoro in comune, se hanno qualche cosa per quando sono in casa di riposo. Ho capito. Allora, io credo che, non so, non credo onestamente, però se qualsiasi persona ha bisogno di un sostegno per limare quello che è il costo finanziario di una struttura residenziale per anziani, credo che meglio di tutto sia rivolgersi al comune, all'assistente sociale, a chiedere i lumi. Probabilmente, come sempre, vi verrà chiesto di presentare un ISEE della vostra condizione finanziaria, e credo che gli sportelli, diciamo, del comune, che sono sempre attivi e pronti a dare risposte, vi sapranno, come dire, indicare qual è il percorso più idoneo, no? Ok, sto leggendo perché c'è una signora che le chiede la mail sua, però... E la diamo. O se no magari giro io la No, mail. ma va bene, okay. Io ho il telefonino che lo hanno tutti, per cui... Allora, la mia mail è carlo.grilli, ahimè purtroppo tante R, ma questo è, carlo.grilli@regione.fvg.it. Ok, sa che quando Edoardo De Filippo assunse Marisa Laurito le cambiò tutte le battute della commedia togliendo tutte le R, quindi... Allora, non capisco se c'è un'altra telefonata oppure se ancora... Sì, pronto, sono in linea. Ah, buongiorno, prego. Dottor Bosacci, buongiorno a lei e al suo ospite. Buongiorno. Allora, adesso, perché il canale non si vedeva, io abito a Catinara e andava e veniva in continuazione, okay. Non riuscivo a seguire tutto il discorso del programma. Comunque ho sentito la programmazione per i giovani, la disaffezione verso la politica. Come si può avere fiducia nei politici quando si chiede una legge e questi non la conoscono? Io parlo del territorio libero di Trieste, parlo della legge 3054, poi parlo della legge 633 istitutrice dell'IVA, dove che dice su tutto il territorio dello Stato. La Repubblica Italiana è il più bel paese del mondo, ma qua nel territorio libero i politici, e mi dispiace dirlo, sono dei falsi, perché non dicono mai la verità. Tutto qua, io parlo di leggi, non parlo di ideologia mia o di idee mie o di teorie mie. Io chiedo cosa dice la legge 3054 del 52 e dico cosa chiede la legge 633 istitutrice dell'IVA quando che parla su tutto il territorio dello Stato, dove sono stati determinati i confini della Repubblica Italiana. L'unico giornalista che ha avuto il coraggio di parlare chiaro sul territorio libero dopo ricerche giuridiche è stato Paolo G. Parove, che ha denunciato tutto quanto. L'unico che ha avuto il coraggio di denunciare. Complimenti a lui, perché qua non si parla di ideologie, non si parla di cosa uno pensa, no, è da tirar fuori le leggi, la 3054, ripeto, del 52, cosa dice, e la legge 633 istitutrice dell'IVA, che noi a Trieste non dobbiamo parlare, e dire dove finiscono e dove cominciano i confini della Repubblica Italiana. Una cosa semplicissima. Non è una cosa che uno si sveglia la mattina e decide a me piacerebbe così o a me piacerebbe in un'altra maniera. Grazie e aspetto una risposta. Una buona... Ok, perfetto.
non so se io mi rendo conto, il tono di questa telefonata è quotidiano, per cui... Allora, intanto è bello che... L'unica cosa è che questo telespettatore è molto comunque gentile nel porre le questioni. La persona è sempre questo stata... devo dire la verità. No, su questo nessuno discute, e oltretutto anche il fatto che voi gli date questo spazio quotidiano che gli consente di esprimere la propria opinione, credo sia un esempio proprio bello di democrazia. È giusto che il signore ribadisca, no? È un suo diritto a ribadire, dopodiché mi consenta di dirle che io abito a Trieste, città italiana che mi ha ospitato ormai 50 anni fa e di cui ne vado assolutamente orgoglioso, e amo questo territorio davvero in maniera smisurata, ma quello che dicevo io è una cosa diversa. Io dico che se vuoi cambiare le modalità attraverso le quali puoi vivere nella tua comunità, devi impegnarti. Questo era il discorso che volevo promuovere. Non dobbiamo aspettare che qualcosa ci arrivi dall'alto, ma dobbiamo farla noi in prima persona. Non c'è una via d'uscita, cioè abbiamo bisogno di responsabilizzarsi tutti quanti, non soltanto di lamentarci, ma di rimboccarci le maniche e di tentare di creare una comunità migliore laddove la nostra idea sia leggermente diversa, oppure riscontriamo delle difficoltà a cui vogliamo porre rimedio. C'è un'ultima, perché poi abbiamo, credo che comunque c'è una telespettatrice che per quanto riguarda la questione dei rimborsi anticipati per eventualmente le prestazioni eccetera, dice magari però qualcuno non ha sempre la disponibilità di pagare prima. Ma è quello il discorso che facevo prima, cioè noi dobbiamo tentare di garantire le prestazioni nei tempi congrui attraverso il sistema regionale o attraverso il sistema privato accreditato. Cioè quello dei rimborsi è sicuramente una timida risposta a quella che può essere un disagio, ma il lavoro che noi dobbiamo creare è la condizione attraverso la quale ogni persona, al di là delle sue caratteristiche finanziarie, possa accedere ad un servizio di salute nei tempi congrui. Allora, per esempio, mi faceva sorridere giustamente l'altro giorno, purtroppo si è sfiorata la tragedia nel traghetto e c'era il signor austriaco che dice: io voglio i miei soldi indietro, no? Voglio essere rimborsato. Sì, però io credo che il tema non sia quello di essere rimborsato, che è giusto ed è un diritto, ma il tema è quello di arrivare al porto in maniera sana, cioè senza le condizioni. Credo che quella sia proprio anche una differenza di impostazione. Certo, cioè io... sì. Abbiamo ancora tempo soltanto per sottolineare con lei giusto un attimo, consigliere, ieri sono stati presentati appunto nuovi servizi estivi della Regione per l'estate, sono servizi anche gratuiti, quindi insomma c'è un impegno notevole in questo senso. Assolutamente, la Regione Friuli-Venezia Giulia in questo momento, attraverso anche l'opera dell'assessore Rosolén, sta mettendo in campo tutta una serie di servizi che possono garantire ai nostri ragazzi e ragazze una buona estate e consentire anche ai genitori un po' di respiro. Su questo io ritengo che questa sia veramente una regione virtuosa, non soltanto perché geograficamente offre tutta una serie di elementi dal mare alla montagna per passare poi ai vari luoghi, diciamo, all'interno del percorso del Friuli Venezia Giulia, ma anche tutta una serie di servizi. Adesso elencarli tutti sarebbe lungo e anche noioso, però credo sia la dimostrazione di quanta attenzione ci sia nell'aspetto genitoriale e dell'aspetto dell'attenzione alla famiglia che questa regione ha. Grazie a Carlo Grilli. Chiedo scusa, non so se prima mi sono dimenticato di nominare Giorgio Cecco. Sì, l'ha detto. L'ho detto, dopo mi sgridano, io sempre me ne dimentico uno. No, l'ha detto. Bene. Grazie allora a Carlo Grilli, consigliere regionale della lista Federica Presidente, per essere stato con noi, buon lavoro. Grazie, e buona Roberto. estate se non ci Grazie, vediamo. buongiorno a tutti i telespettatori, buona estate anche a voi. Noi andiamo in pubblicità, dopo la pubblicità sarà con noi Luca Bressan, capogruppo del PD in 4ª circoscrizione.
logicamente funziona sempre così. Allora, eccoci pronti per il nostro secondo ospite, che è Luca Bressan, capogruppo del Partito Democratico in quarta circoscrizione. Grazie per essere tornato nei nostri studi. Grazie a voi, grazie per l'invito. Allora, c'è subito una domanda che era una mail che era venuta parecchio, che era arrivata tempo fa, ma siccome parla di circoscrizioni l'ho lasciata per lei. Dice: visto che i cittadini si lamentano della scarsa manutenzione su tutto in città, perché non ripristinare i vari settori nelle circoscrizioni, visto che funzionavano? Dice poi polemicamente: sarebbe utile eliminare i parlamenti politici nelle circoscrizioni sostituendo tutto con dei geometri, ma credo che questa sia una battuta. Non l'ho capita forse benissimo. Io credo che, almeno quello per cui ci battevamo anche noi, e credo che c'era anche, diciamo, nel programma del sindaco poi eletto, anche la previsione di dare maggior dignità alle circoscrizioni. Noi comunque ci battevamo per avere magari un bilancio piccolo anche per le circoscrizioni, nel senso che su alcuni interventi tante volte noi segnaliamo, alla fine facciamo le segnalazioni, non sempre arrivano risposte, però diciamo sta in capo la possibilità di intervenire al comune. Se ci fosse invece un potere più diretto, perlomeno anche sulle piccole manutenzioni, che possono essere anche marciapiedi da rattoppare, adesso dico anche lavori, diciamo, che sono importanti perché incidono alla quotidianità, ma che non richiedono, diciamo, delle riflessioni politiche avanzate per prendere le decisioni dell'intervento. Se ci fosse, diciamo, un bilancio destinato a questo già alle circoscrizioni, quindi vicino al territorio, sicuramente potrebbe essere più veloce l'iter, no, per risolvere il problema. E poi c'è un discorso anche, probabilmente lo tocca la mail, nel senso lo fa in maniera provocatoria, ma tocca anche il problema del personale non destinato alle circoscrizioni, nel senso che è ovvio che noi ci interfacciamo col comune per tutta una serie di argomenti perché non c'è in loco del personale competente amministrativo che può rispondere, nel senso che noi abbiamo chi fa il segretario di circoscrizione, che è un raccordo però col comune, e le figure professionali, quindi per prendere magari anche quello che diceva la mail, che possono essere geometri, ingegneri, comunque tecnici, che quindi fanno le valutazioni di tipo tecnico, ovviamente sono in comune. Quindi però secondo me la soluzione sarebbe quella di avere un bilancio direttamente spendibile e su questioni, diciamo, di minute, ma che hanno importanza perché incidono nella quotidianità delle persone. Invece la signora Ornella, che aveva inviato una mail prima e che io ho sbagliato io a condensarla, dice si riferiva alle strade disastrate che costituiscono una barriera architettonica per le persone anziane, eccetera. Magari su questo interveniamo anche dopo, perché c'è una telefonata. Sì, questi sono gli argomenti, per esempio, dove ovviamente hai segnalazioni di un certo tipo e gli interventi dovrebbero essere più rapidi. E poi là è da capire anche come funzioni a oggi la programmazione, perché sembra tanto, allora, sono cose che normalmente uno potrebbe dire anche sembrano ordinarie, nel senso che le vedi dovrebbero essere risolte. E invece credo che si vada molto su segnalazione anche là, nonostante dico, se ci fosse una programmazione, ovvio che copriresti la città in un certo modo, dovrebbe essere più Sentiamo efficiente. la telefonata, Bressan, poi dopo vediamo di riprendere tutto. Buongiorno. Buongiorno, sono io? Sì, prego. Mi chiamo Giulia, abito a Roiano, la circoscrizione terza, ma sono intervenuto diverse volte per la questione di un marciapiede che prima o dopo uno ci mette in capo. Ci sono i volti di Roiano, c'è un chiosco della verdura e davanti, sotto il volto e davanti al chiosco della verdura, il marciapiede è un gaione praticamente. Ma io sono intervenuto a questo proprio il discorso, queste benedette circoscrizioni servono solo da passacarte, perché io ho mandato la fotografia del terreno alla circoscrizione e il Presidente mi ha detto passo all'assessore competente e è finito tutto. Insomma, le descrizioni come per esempio i cavaletti messi in giro dovrebbero avere appunto quello che diceva prima, le descrizioni, una disponibilità per intervenire. No, gli operari diretti del comune dovrebbero essere guidati dalle circoscrizioni. Questa roba non serve a niente alle circoscrizioni, solo per poltrone, basta. Mi scuso, ma tra l'altro la circoscrizione terza non si vede mai, non esiste, non è mai intervenuta. Non chiamiamo in causa, per sentirmi la battuta, no, ma non chiamiamo in causa terzi,
Ah sì, terza e terzi sì, nel senso qua siamo nella quarta, quindi non posso parlare per quello che succede. Una battuta da Guitto, mi rendo conto. Ma ci sta, nel senso non possiamo parlare per quello che succede in un'altra circoscrizione, questo è evidente, nel senso non so neanche quali siano le dinamiche, nel senso io conosco, diciamo, la circoscrizione mia e so che alla fine anche il Presidente nel caso nostro comunque si attiva, tant'è che a inizio di ogni seduta comunque abbiamo risposte se arrivano dagli uffici, nel senso che dà lettura anche di quello che poi fa direttamente lui, perché è ovvio che l'ho fatto anch'io il Presidente, quindi so di cosa sto parlando, comunque vieni cercato, nel senso avevo colloqui con più persone, quindi ci sono una certa quota di segnalazioni quasi maggioritaria, almeno nel caso quando io ero Presidente era così, che gestisce direttamente la Presidenza, nel senso, e cerca di interessarsi. Ovvio che, come si diceva prima, non ha dei poteri diretti, però alla fine sente le persone che possono intervenire, quindi fa sicuramente un'opera di pressione. E poi ci sono invece le interrogazioni, le mozioni, che sono il lavoro che fanno i consiglieri. Nel nostro caso il Presidente bisogna dire che dà sempre evidenza anche di quello che fa lui su segnalazioni che arrivano dai cittadini. Quindi noi siamo informati anche delle cose che si sta interessando anche lui, ovviamente delle problematiche che ci sono e li vengono segnalate. Però quello che lei ha detto prima forse merita un approfondimento breve, nel senso che, se ho capito bene, non c'è del personale nelle circoscrizioni. C'è solo il segretario. C'è il segretario. È una quota amministrativa, proprio prettamente amministrativa di personale che fa una funzione di raccordo. Nel senso, però dico, il problema è là e allora dopo si crea, diciamo, questo dibattito. Se non c'è un intervento che vuole alla fine dare maggior forza e quindi destinare anche risorse in più, che possono essere anche risorse di personale, o comunque fare un discorso di rilancio della circoscrizione, si rischia poi di sentire ovviamente delle critiche, ma che non dipendono da quell'organo là, perché se quell'organo là è fatto da volontari che si riuniscono e solo un amministrativo, è ovvio che può fare non moltissimo, quindi non viene messo nelle condizioni di ben operare. Quindi diciamo che il concetto dovrebbe essere quello di modificare probabilmente qualcosa e di rilanciare, perché poi succede, e questo lo dico per dire anche i pregi, che per esempio anche su progettualità tante volte si accorge, per esempio passano anche da noi ovviamente le questioni, diciamo, edilizie, quindi anche modifiche ci possono essere, e si accorge la circoscrizione perché magari dai documenti che vengono presentati le cose poi non sono come sono, diciamo, nella realtà, e alla fine le differenze che ci sono e i danni che magari ci possono essere perché non vengono segnalate in fase progettuale determinate cose, si accorge chi è sul territorio. Quindi è un occhio in più che alla fine ha utilità. Bisognerebbe fare un investimento per rendere più funzionante ancora, diciamo, questo ente, se lo chiamiamo in verità, questa propagazione dell'ente comunale, nel senso che non è un ente vero e proprio a sé. Sentiamo la prossima telefonata. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno carissimi. Una domanda all'ospite, il quale è da sempre un promotore dell'uso della bicicletta. Girando per città, veramente sia d'inverno che d'estate, sia nel centro urbano, sia nella mezza periferia, sia in periferia, si vedono veramente pochi ciclisti, pochi usufruitori di questo mezzo. Allora la mia domanda all'ospite è la seguente: che senso ha investire soldi, denaro pubblico della gente, per la piccolissima soddisfazione di pochissime persone, una frazione che è sicuramente inferiore al 0,5%? Grazie e buona giornata. Non so se poi è una... Non so, i dati non mi sembrano quelli che vedo io, poi dopo sono osservazioni, bisogna dire anche soggettive, quindi non voglio contestare quello che dice l'ascoltatore. In verità io della bici ho un utilizzo sportivo, adesso anche in calo purtroppo, per questioni di tempo, ma quello è, diciamo, nel senso più della bici da corsa. E tanto ho visto anche pochi tempo fa, ho visto sul giornale un bel articolo di Gentleman con cui avevo fatto anch'io un giro dell'Istria, quindi mi è venuta un po' di nostalgia di non fare queste cose. Questa però è una parentesi a sé. In verità io vedo un aumento comunque, anche perché dobbiamo considerare, e credo che questo abbia inciso, che una città come Trieste, per esempio, l'affermarsi anche della possibilità di avere la bici elettrica, ovviamente ha colmato, diciamo, un certo tipo di platea che magari prima non pensava alla bici come modo di spostarsi, e ovviamente la bici elettrica permette, con un'orografia particolare di Trieste, quindi salite, discese, difficoltà anche, diciamo, agonistiche da reggere per poter muoversi quotidianamente con la bici, permette più a tutti di utilizzare anche quel mezzo. Poi è vero che io invece sono un fautore, non è che la bici la considero una cosa positiva, però credo che ognuno abbia delle esigenze di mobilità che molto dipendono anche dalle abitudini e di quello che deve fare. È ovvio che se uno che per lavoro ha degli spostamenti da fare del raggio maggiore, alla fine è giusto che gli sia garantito anche la possibilità di muoversi, diciamo, anche con
i mezzi propri. Sulla bici io credo che sarebbe invece da fare degli investimenti, ma in carreggiata io credo molto alle ciclabili in carreggiata, nel senso che penso che dovrebbe essere più sulla strada, in verità, è un mezzo di circolazione vero e proprio, e trovo, almeno per il mio utilizzo, anche trovo diciamo quella modalità, la modalità più armonica di avere alla fine anche la presenza della bici in città. Poi ci stanno delle ciclabili probabilmente protette, nel senso che è giusto che ci siano, ma io le considero più didattiche, nel senso che sono magari anche per le persone che devono imparare, se vai con il bambino devi avere un'area dove ovviamente ci può andare, deve essere molto tranquilla e non deve avere la presenza commistione di auto. Quello però è un discorso diverso, secondo me, che ci deve essere, ma non è diciamo la risposta. Questo per dire, per esempio, sulla ciclabile sulle rive, quell'intervento là, secondo me è un intervento relativamente interessante, ha migliorato la pedonabilità e viene percepita la stessa ciclabile come area pedonale, però non è non ha aumentato diciamo, la possibilità più di tanto di muoversi in bici, tant'è che avevo fatto notare, ma era anche una cosa tipo quasi da Viz, quando c'è stato praticamente la mezza maratona di Trieste adesso a maggio, nel senso che fanno comunque l'ex Bavisella, adesso i nomi li ha cambiati, quindi non so come si stia chiamando non me lo ricordo attualmente. Nemmeno io per dire. Mi pare che si chiama Spring Run, ma posso sbagliare. Bravissimo, è vero, perché la Miramar è probabilmente la società, Spring Run è l'evento. Avevamo messo per esempio un gazebo proprio in corrispondenza sopra la ciclabile. Questo fa capire la percezione nulla di quella ciclabile come ciclabile, nel senso è uno spazio pedonale che non è che sia negativo di per sé, però non viene percepito come ciclabile. Poi dopo che ho fatto una segnalazione, vabbè, è stata ovviamente tolta la parte, erano due gazebi, uno occupava la ciclabile, è stata tolta diciamo la parte che occupava la ciclabile, è diventato un gazebo aperto però. Allora, ci fermiamo per un po' di pubblicità, poi riprendiamo anche magari da questa questione che non è secondaria. Allora, sulla questione delle piste ciclabili o comunque dello spostamento in città in bicicletta, c'è un dato che come dire, forse non si coglie. Vale a dire, per esempio, anche la possibilità di usufruire del bike sharing. Cioè, mi hanno fatto notare che in alcune città dove logicamente ciò è più possibile e dove un certo tipo di mentalità è più avanzata della nostra, perché bisogna dire anche questa, tipo non so, Monaco di Baviera ed altro, cioè si utilizza anche il bike sharing proprio per spostarsi all'interno della città. È un concetto che forse viene più percepito per il turista che non per il residente, ma che anche il residente potrebbe far proprio. Sì, c'è comunque, anche qua è stato diciamo, implementato parecchio, arricchito, no? Anche di postazioni, e comunque si vedono diciamo, le bici del bike sharing, le vedi per città, nel senso siccome sono con logo e riconoscibili, io vedo tante volte più verso probabilmente il mare in questa stagione qua, comunque le vedi lungo la ciclabile per esempio che va verso Miramare. Poi tra l'altro c'è stato, anche se non sbaglio, un po' di tempo fa, nel senso il modello, diciamo che come si può dire, questa progettualità dello bike sharing che è anche abbastanza recente, ma c'era stata una premiazione secondo me delle persone che avevano utilizzato di più tipo il bike sharing, perché alla fine giustamente era un modo anche di dare rilevanza a questa possibilità, e c'è gente, quindi anche se l'hanno utilizzato di più, parliamo di residenti, che si vede che per i loro spostamenti li torna magari anche molto comodo, perché dipende un po' anche da dove avrai la postazione diciamo, di partenza, se c'è una postazione d'arrivo dove lasciare, però diciamo se ci sono le condizioni per cui è un servizio che nella tua quotidianità ti permette di risparmiare tempo, è comodo, ovviamente viene utilizzato, che è un po' quello che dicevamo prima, nel senso io credo alla ciclabilità, ma non sono un talebano della ciclabilità, dipende moltissimo dalle esigenze che uno ha e che spostamento deve fare, cioè non è che si può permettere per tutte le persone pensare che una sia la soluzione. Io adesso per esempio in poco tempo ho cambiato abitudini di vita solo perché ho cambiato posto dove lavoro, vivo in città, lavoravo a San Giovanni, muovevo l'auto, nel senso poi potevo anche prendere l'autobus volendo, ma diciamo che avevamo magari molte cose che il pomeriggio da fare e con l'autobus mi diventava più difficile stare dentro la mia quotidianità. Adesso vivo in città,
l'auto diventa un problema, nel senso che devo ricordarmi di muoverla affinché non mi resti giù di batteria, nel senso quindi alla fine è così che va un po' la vita e il mondo, no? Allora, io non ho chiesto, in realtà ho degli appunti, però non ho chiesto di, cosa che faccio sempre, di definire i confini della quarta circoscrizione. O forse l'ho chiesto prima, ma non me lo ricordo. No, mi hai detto, penso, prima forse era durante la pubblicità. Prima che andassimo proprio, nel senso. E la quarta circoscrizione è la zona del centro, è Cittavecchia, Città Nuova, Barriera Vecchia, San Vito. Okay. Queste sono, diciamo, le subaree che comunque comprende, quindi è questa zona qua, compresa nel nostro territorio. Allora, ci sono due questioni. Via San Michele, fino a qualche mese fa, sembrava che il senso unico fosse cosa imminente, eccetera. Mi sembra che il dibattito si sia un po' arenato o forse qual è lo stato dell'arte? Diciamo che almeno sembrava che fosse una cosa che doveva venire intorno al periodo pasquale, questo prima, perché l'aveva detto, era una dichiarazione del sindaco, in verità poi l'assessore competente non aveva neanche confermato, diciamo, questa tempistica, almeno a memoria, e poi adesso invece l'ultima dichiarazione doveva partire in verità poi dopo l'inizio di giugno, nel senso che doveva esserci, diciamo, questa inaugurazione del senso unico in discesa in quel periodo, e poi invece sempre il primo cittadino, considerando quello che almeno emergeva dalla stampa, che ci sono un certo numero di cantieri in zona, nel senso che abbiamo comunque il cantiere sicuramente della scuola, di Via Tigor, hai il cantiere comunque di Rotonda Pancera che adesso è attivo, ci sono un paio di cantieri comunque proprio anche lungo Via Veneziana, San Michele, nel senso ci sono un paio di cantieri. Su questa situazione qua, dicendo che poteva diventare eccessivamente caotica, si è pensato di defilare, diciamo, anche l'ipotesi, adesso è destinata a data, dico, non precisa in questo momento, non è che ci sia una nuova data. Però sono stati fatti, per esempio, la cosa secondo me è strana lo stesso, nel senso che poi è stato anche oggetto di un'interrogazione che avevo presentato che riguarda un po' la tempistica dei lavori. La cosa strana è, per esempio, che è stato fatto un intervento sui marciapiedi, nel senso della stessa via. E perché dico strana? Perché qualora tu istituisca il senso unico, e questo credo che sia una richiesta che fa il comitato, che tra l'altro c'è un comitato molto attivo comunque lungo la via che chiede da tempo questo tipo di intervento, se fai il senso unico una delle possibilità è quella di aumentare i marciapiedi, cioè di allargarli, nel senso, perché cosa succede? Se a oggi la perplessità di Via San Michele è la velocità di percorrenza, qualora la carreggiata diventi grande, diciamo, per un senso unico, nel senso ancora più grande e più ampia, c'è il rischio che aumenti la velocità di percorrenza. Quindi a quel punto si può guadagnare degli spazi pedonali, perché la via in verità oggi ha dei marciapiedi molto sacrificati, che quindi è l'altra realtà di fatto, e quindi ridurre anche la velocità di percorrenza, evitare che diventi una pista di lancio, nel senso impicchiata giù. E quindi un po' è strano che siano stati fatti un intervento sui marciapiedi, che probabilmente era da fare, però sai, con una tempistica dove dici se fai il senso unico devi riflettere su quella cosa. Ed era stato messo insieme in questa interrogazione con un'altra stranezza che almeno io ho riscontrato in città, sempre in programmazione dei lavori, ma non mi hanno risposto ad oggi, che è, se pensiamo, la bretella tipo di Largo Santos, la ciclabile, che hanno fatto in bretella, l'hanno inaugurata, poi ho guardato quando proprio ho presentato la mozione, mi pare il 24 di febbraio, comunque fine febbraio, una cosa del genere. A fine maggio hanno rotto comunque la ciclabile appena fatta, nel senso, per fare i sottoservizi. Io mi domando, penso che avessi l'evidenza già prima che in quell'area là avresti dovuto fare un intervento per fare dei sottoservizi. Che senso ha, dico, fare una ciclabile, inaugurarla e 3 mesi dopo romperla? Adesso il cantiere è già un mese che è attivo sicuramente il cantiere, è stato aumentato tra l'altro l'area di cantiere, perché prima c'era un primo blocco, diciamo, dove è stata rotta la ciclabile e si interveniva, adesso c'è un secondo punto dove è stata rotta, più avanti. Quindi non lo so, è una cosa particolare, secondo me, nel senso che sarebbe da capire come mai è stata fatta una programmazione di questo tipo dei lavori, anche perché comporta, adesso vabbè non saranno cifre, no, comunque comporta anche un costo, nel senso, da un certo punto di vista è strano anche quello. Allora, poi, sì, giardino di Piazza Carlo Alberto, anche lì i lavori sono incominciati
mi ricordo Gulotta, cos'è, la primavera, più o meno, me lo ricordo inviato. Sì, almeno anch'io. Quella è una zona bellissima, secondo me, della anche, città. Diciamo, se c'è una lamentela, probabilmente su Trieste, o comunque tanti dicono che non godiamo di molte, non ci sono moltissime aree verdi, quella è un'area verde, tra l'altro anche con un'area gioco, nel senso che è bello anche quello, nel senso che poi ci sono state anche lamentele quando ero presidente, che magari fino a una certa ora la gente, i ragazzini giocano, però io dico, cosa vogliamo farli fare sti ragazzi? Se non possono neanche fare sport, nel senso poi fanno cose che sono peggiori di fare sport, finché fanno sport alla fine è una cosa positiva che permette anche di costruire la propria personalità, cioè è uno sfogo naturale e positivo. Ci sono invece altri sfoghi che poi creano molti più problemi, quindi su quello devo dire che va tutelato sicuramente. Quindi è partito, non ci sono moltissimi soldi e c'è stato, diciamo, per quel tipo di lavori, tra l'altro ho chiesto anche su un'interrogazione se l'assessore, perché dopo l'assessore è molto attivo, bisogna dire bravo, però tante volte le cose sono presentate più in sede televisiva o in altre sedi, ma in circoscrizione diciamo che la presenza dell'assessore competente è una rarità e quindi anche su cose che incidono sul territorio sarebbe bello capire anche qual è il progetto, perché c'è stata una petizione comunque di residenti, di chi utilizza la zona, che si è lamentata perché è stato comunque abbattuto, diciamo, il porticato che c'era, nel senso che era un porticato comunque di una certa epoca, nel senso che era probabilmente anche un tratto distintivo, diciamo, del giardino, e quindi ne domandava le ragioni e soprattutto volevano capire qual era come sarebbe stato rifatto, se viene rifatto, diciamo, stessi canoni. Pareva di sì, adesso sentivo... Viene rifatto sicuramente, poi ho visto un rendering, però dico, venisse l'assessore competente sapremo anche queste cose qua, anche perché il rischio qual è? Comunque in città qualcuno si domanda determinate cose anche di questo genere e le risposte alla fine non ci sono, è quasi un servizio, dico, che li si fa in questo caso, nel senso che si dà la risposta della cosa che dico, beh, è tranquillo, verrà rifatto e verrà rifatto con gli stessi canoni, è ovvio che la gente, ovviamente, avendo la risposta, sarebbe per esempio già tranquillizzata, se questo, diciamo, lo scenario. Allora, facciamo così, siccome abbiamo una mail che implica una risposta un po' più strutturata, ma abbiamo anche la pubblicità, io direi anticipiamo di 20 secondi la pubblicità e poi andiamo con questa. Non voglio dare indicazioni su come va fatto il suo lavoro, lo fa da tempo e lo sa fare sicuramente. Andiamo in pubblicità. In redazione, che cosa? Allora, eccoci qua, avevamo una mail appunto che secondo me imponeva una riflessione più strutturale. Dice: il continuo aumento del numero di ventenni e trentenni che decidono di fuggire all'estero o dai propri luoghi di residenza. Al posto di fuggire io direi di andare a lavorare all'estero o via dai propri luoghi di residenza impone una riflessione. Questo è probabilmente anche, si attacca a ciò di cui discutevamo con Carlo Grilli, cioè anche delle nuove generazioni. Sì, impone una riflessione ed è un tema veramente importante, secondo me, è un tema di futuro, nel senso che normalmente queste persone anche che vanno all'estero per trovare anche opportunità lavorative sono persone anche formate, che noi abbiamo, speso risorse, nel senso... Questo, sì. Anche per formarle, perché ovviamente anche, diciamo, dare la possibilità a una persona di studiare in università, di fare determinati percorsi formativi, ha un costo ovviamente della collettività, che quel sistema là è garantito ovviamente con i soldi della collettività. Quindi è una perdita che noi abbiamo a fronte tante volte di ingressi che poi creano anche problematiche, nel senso che vediamo che è difficile anche la gestione dell'immigrazione, che invece sono molto meno qualificati, cioè abbiamo da un lato chi esce qualificato e chi entra meno qualificato. Però la riflessione purtroppo secondo me è sul mercato del lavoro, nel senso che vuol dire che il nostro mercato di lavoro, così come è strutturato, è attrattivo per certo tipo di mansioni, normalmente non molto qualificate probabilmente, e molto meno attrattivo, non riesce a assorbire posizioni più qualificate. Quindi la riflessione credo che sia purtroppo su questo tema e la politica dovrebbe cercare di dare risposte. Probabilmente adesso è anche tutta la partita di contributi che ci sono, eccezionali per esempio anche del PNRR, che può essere, diciamo, un modo per alzare l'asticella delle competenze anche del lavoro e fare investimenti che permettano di attrarre, diciamo, delle qualifiche, delle persone che ovviamente hanno fatto dei percorsi di studio importanti. Però quello deve cambiare un po', diciamo, la dinamica del lavoro che noi abbiamo, credo che sia quello il tema.
Allora, abbiamo intanto, oggi Englaro è molto, tutti che protesta per i busi sui marciapie, ma il comunque cosa fa? I ga comprare un altro stock di transenne. Allora, questo è bellissimo, nel senso che tra l'altro adesso citiamo un gruppo che in verità mi pare che si chiama, è la pagina delle transenne sole, che in verità è un gruppo Facebook che è molto divertente, adesso tra l'altro avete avuto ospite anche chi lo amministra, credo, in questi studi, è divertente perché traccia la presenza di queste transenne per città, e poi ovviamente io consigliavo anche a chi l'amministra, potrebbero fare anche i compleanni, no? Perché alcune ormai hanno fatto l'anno sulla posizione, anche di più probabilmente. Allora invece un telespettatore sulla questione delle biciclette dice gli stalli delle bici a noleggio sono sempre pieni, cioè dice forse non c'è tutto questo utilizzo, secondo lui, delle bici ed è fondamentalmente un peccato. Allora, prima di... Sicuramente, allora, proviamo ad andare una postilla mani là, c'è più entusiasmo magari all'inizio di un certo tipo di servizio, quando è novità, nel senso che magari tanti anche di noi, io non l'ho fatto in verità, però tanti hanno fatto anche il giro di prova, c'era tra l'altro credo un lasco di tempo per cui forse non pagavi inizialmente, quindi è un momento dove tutti provano, come quando apre un locale, nel senso tutti hanno diciamo la voglia di provare la novità, poi ovviamente quando diventa qualcosa di più strutturato, ovviamente sono le persone che si trovano per la loro quotidianità ad avere un vantaggio a utilizzare quel tipo di servizio che lo utilizzano, o i turisti, come diceva lei giustamente prima. Quando noi parliamo di, come si chiama, proprio della circoscrizione, no? La circoscrizione è quella che è maggiormente interessata in determinate occasioni da provvedimenti anche di restrizione o del traffico o per esempio anche dei parcheggi, le navi, quando ci sono manifestazioni in Piazza Unità, quando ci sono concerti, eccetera, quando ci sono anche iniziative come insomma, anche iniziative di spettacolo di tipo Re Carnivale, eccetera. Che cosa captate? Cioè un certo... Io ricordo per esempio quando hanno girato a Trieste io penso di aver memoria di un film dove addirittura gente diceva speriamo che non dicano che questo film è girato a Trieste, se no vengono a girarne di altri e chiudono di nuovo le strade. Avevano chiuso tantissimo in zona proprio della nostra circoscrizione, credo che il film fosse quella produzione americana, adesso non ricordo, ma è stata... che poi non è ancora venuta fuori, io sto aspettando su Netflix, credo sia quella... Aveva anche dei problemi, penso che poi c'è stato uno sciopero contestuale, quindi adesso non so bene, però... Sono andati via gli attori e quindi hanno girato solo... hanno solo girato, quindi non era neanche sicuro che... Penso che fosse John Cena nel caso che era un wrestler, adesso... credo che fosse allora un altro... Io no, è un altro. Questo è forse faccio confusione io, però, perché io può darsi che stia sovrapponendo due cose differenti. Io invece sto ancora aspettando che esca su Netflix quello con Charlize Theron e Uma Thurman che hanno girato 2 anni fa e del quale ancora non ho traccia. Credo che era quello dei grandi disagi, probabilmente quello che dice lei, io ho fatto confusione adesso, questo era molto più recente, ed era quello lungo il canale di Ponte Rosso, quindi ho sbagliato io. Quello che dice lei veramente era stato percepito come qualcosa di molto molto impattante, ma era vero, sembrava di stare al G8, nel senso, sembravano delle chiusure della città che la gente diceva, già è una situazione difficile, lo sappiamo, Trieste è comunque difficile, anche per questione proprio dei parcheggi, le erano stati tolti moltissimi, e per ovviamente destinare anche perché erano chiuse le vie, quindi erano tolti i parcheggi, la gente cominciava a essere in grossa sofferenza. E anch'io dico, dovrebbero essere coordinati di più, o perlomeno ci sia un ritorno anche per i residenti, perché anche per esempio, diceva un'altra manifestazione che secondo me ha impattato da 2 anni in maniera molto pesante, che poi alla fine mi domando quale sia il ritorno, che è Re Carnival, nel senso la chiusura delle rive per Re Carnival, che è il carnevale estivo, non vedo questo grande afflusso di persone realmente, anche i costi della manifestazione su quale ha fatto un'interrogazione sono costi secondo me grandi, comunque si parla, penso dai conti che ho capito io, siamo sui 233.000 euro dell'imposta di soggiorno per fare alla fine comunque una manifestazione che impatta una giornata. Un canone per riflettere, dico, di paragone può essere quanto costa Trieste Estate, che era uscito sul giornale 1 milione, ma Trieste Estate fa moltissimi eventi per tutta l'estate, Re Carnival diciamo è un'unica data che ha anche un impatto comunque su chi lavora e risiede nella zona e costa 1/4 di un cartellone di Trieste Estate.
Allora, c'è una telefonata, buongiorno. Prego. Pronto, Sì, buongiorno. Buongiorno. Allora, io sono vecchia ormai, ho 85 anni, però mi ricordo benissimo la scena che è stata girata alla pescheria centrale, quella volta era pescheria, tra Claudia Cardinale e Tony Franciosa. l'uomo non me lo ricordo più. Tony Franciosa. Eccolo, perfetto, che erano in un angolino della pescheria e giravano questa scena. E mi è rimasta talmente impressa che tutti quelli che parlano male, che non vogliono che venga girato niente a Trieste, li metterei sul Mole Laudate con un bel tuffo. Okay. Grazie signora. Vi ringrazio, arrivederci. Devo chiudere perché possiamo passare con le immagini in diretta, credo che ci sia Gianluca Paladin, eccolo qua, in zona silos, perché da quanto immagino è iniziato lo sgombero. Non so se Gianluca Paladin ci sente ed è in grado di interloquire. Sì, grazie Umberto della linea, buongiorno a tutti. Esatto, è iniziato lo sgombero del silos di Trieste, siamo arrivati nel Porto Vecchio. Adesso in realtà tutti i lati sono blindati, la polizia locale ha chiuso anche la strada di via Flavio Gioia per non rendere appunto possibile l'accesso. Uno sgombero partito un'ora fa circa, con i migranti che dovranno sostenere anche delle visite mediche da parte di Asugi per ovviamente poi essere indirizzati da altre parti della città, in altri luoghi anche in realtà con i trasferimenti. Quindi insomma c'è la polizia locale, carabinieri, guardia di finanza e polizia di Stato sul posto, ma ci sono anche le associazioni che portano aiuto a queste persone che sono qui presenti, come sono presenti ovviamente, li vedete in fondo, anche alcuni ospiti, ex ormai ospiti del silos. Una situazione annunciata, Umberto, quindi in realtà nessuna sorpresa, semplicemente come pensavamo anche noi, è iniziato questa mattina lo sgombero, che poi è stato specificato anche dal prefetto Signoriello, che di sgombero non si deve parlare, ma quanto meglio di chiusura, no? Perché sgombero è anche la parola etimologicamente parlando, parola forte. Però vabbè, a parte questi piccoli dettagli, come vedete la struttura, adesso noi non entriamo perché non credo che non possiamo entrare adesso, vero? Ok, grazie, scusi perché sono in diretta così informo la trasmissione. Grazie all'operatore dei carabinieri che mi ha dato una mano. Allora noi rimaniamo qua, vi facciamo solo vedere da questo punto di vista la situazione, cioè l'ingresso principale, se così vogliamo chiamarlo, del silos, mentre fuori ovviamente c'è il presidio delle forze di polizia e ripeto, poi Asugi allestisce anche dei gazebi apposta per poi fornire delle prime cure alle persone, per poi eventualmente trasferirle in altre aree della regione stessa, ma anche con i trasferimenti in altre zone d'Italia. Questa è la situazione, Umberto. Io però ora mi scollego perché ne approfitto per fare delle immagini, ti restituisco la linea. Casomai poi se hai necessità ti ricolleghi e noi ti cediamo la linea. Qui che cosa succede? Inizia a chiudersi una pagina abbastanza delicata per quanto riguarda Trieste, o se ne apre un'altra? Entrambe le cose, nel senso, credo che sia così. Da un lato non si può dire che non si è contenti che perlomeno sia stato, come si dice, risolto, no? Perché il problema è quello che non è risolto. Affrontato, nel senso che anche articoli invece di tempo addietro, di un po' di mesi fa, il sindaco diceva che non avrebbe fatto nulla per il silos. Poi probabilmente anche la visita, credo, del Papa, del Pontefice, che ormai è prossima, ha richiesto perlomeno di non mettere, diciamo, in una linea di passaggio del Pontefice una situazione di questo tipo. Sarebbe stato un contrasto, credo, inaccettabile. Credo che per quello ci sia stata un'accelerazione per sgomberare l'area. E poi il problema qual è? Che a oggi però non è chiaro dove vadano queste persone, nel senso che credo che sia quello un po'. C'è sì il discorso del campo scout, però non è ancora stati fatti i lavori che devono essere fatti per adeguarlo, quindi non è un travaso, diciamo, di persone da un'area all'altra. Tra l'altro anche là c'è una criticità, perché chi risiede in zona ovviamente del campo scout è preoccupato dai numeri, perché la popolazione, dico, dell'area è 120 persone più o meno, e se si parla di avere già un'ottantina, diciamo, di migranti, qualcosa c'è già, ma aumenteranno, dico, con la disponibilità che viene data, ovviamente è una situazione di quasi 1 a 1, nel senso un residente e un migrante, quindi quella è un'altra, diciamo, criticità che sta emergendo. Però oggi, dico, non hai l'evidenza di dove vanno queste persone.
parlano di ricollocamenti ma non sappiamo dove, forse questo è il momento in cui si capirà cosa sarà realmente, ma credo che tanti ovviamente, siccome c'è stata anche un'attività delle associazioni che operano, sapevano ovviamente tutti di questa prospettiva, quindi oggi non so chi abbiano trovato realmente, perché qualcuno avrà provato già a trovare autonomamente, dico, nuova destinazione. Può darsi anche che nell'area proprio anche del Porto Vecchio, qualcuno già diceva, c'erano degli articoli, penso, se non sbaglio la firma è uscito sul Picco, la firma di Giampaolo Sarti. Sì, Sarti, che dimostrava già che c'era una divisione del Porto Vecchio tra adesso afghani, non mi ricordo, sì. nordafricani, non so, quindi c'era già, dico, qualcosa di questo tipo, quindi se il problema si sposta non è una risoluzione del problema, si dà un segnale che però è un segnale, dico, un po' distorto, nel senso che in verità il problema resta. L'importante è, per esempio, ecco, che non ci siano anche come dire, momenti di scontro, almeno così sembra che tutto avvenga. Sì, quello era l'interesse, tant'è che adesso diceva Palladini, no, di non usare la parola sgombero, così dicevano, nel senso, perché l'interesse è quello che perlomeno ci sia una situazione gestita in modo pacifico. Il discorso è poi se uno va ad affrontare in maniera, diciamo, un po' più oltre, diciamo, all'immagine così diretta, è se il problema resta là comunque, nel senso, se non è più là, dico, può darsi che sia molto vicino, non è risolto, è quello che dico. Non c'è stata la volontà di dare una prospettiva di risoluzione del problema più completa. C'è solo stata la volontà di intervenire sull'area del Silos, che era diventato qualcosa di non difficilmente giustificabile, che in centro città avesse una baraccopoli, tanto più a pochi giorni, dico, la visita del Pontefice, insomma, sarebbe stata una situazione difficile. Allora, qui lei non è come dire, coinvolto forse sì, ma comunque, insomma, non completamente. Tram di Opicine e Ovovia chiedono se si hanno delle novità, quantomeno per il tram, poi, perché per l'Ovovia è curioso. Il tram è zona vostra per un po'? Sì, comunque perché Piazza Oberdan è Capolinea, zona di Capolinea comunque c'è. E tant'è che avevo ovviamente esercenti che si lamentavano ovviamente dell'assenza del tram, perché il tram è ovviamente anche in città, nel senso, per gli esercenti che sono vicini, ovvio che è molto di più in altipiano, immagino, nel senso che è un modo per arrivare. Però dobbiamo anche. Su questo bisogna anche, chiedo scusa se interrompo, c'è un dato da sottolineare, che alcune zone della città, piccole, mi rendo conto, non imponenti, ma l'unico mezzo pubblico che le serve capillarmente, in un certo modo, è proprio il tram. Insomma, penso a quelle zone interne di Via Romagna, quelle zone là. Vero. Se no poi la 2 non è che sostituisca in quel senso. Diciamo che con tutte le differenze, nel senso, per esempio, anche il discorso della 24, per cui c'è, diciamo, una certa preoccupazione, è un po' quello, no? Nel senso che poi riservire la zona non è mai la stessa cosa, quindi esiste sicuramente questa faccia del problema. L'altra cosa è curioso, nel senso che adesso c'è anche in discussione un primo assestamento di bilancio che parla soprattutto di poste, diciamo, posticipate dal 23 al 24, nel senso che erano lavori previsti dal 23 al 24, c'è anche delle poste comunque ancora che riguardano il tram e l'adeguamento, nel senso, ancora dico, sul 2024 ci sono posti di bilancio, quindi sta diventando veramente una cosa, insomma, sono più di 7 anni che è fermo il servizio, ci sono stati una serie di adeguamenti, non si capisce cosa manchi per mettere in funzione le vetture storiche, dico, della tranvia. Quindi quello è una cosa sicuramente molto molto particolare, come dicevamo prima, incide poi anche ovviamente dal punto di vista turistico, un grandissimo vettore. Penso che se uno fa un giro anche solo a vedere siti come TripAdvisor e vede i commenti sul fatto magari che i turisti che vengono e trovano, diciamo, un'attrazione così non usufruibile, è sicuramente un danno, no, anche per la città. E Ovovia? Ovovia, ecco, quella potrebbe dire non è nostra competenza. C'è una parte lo stesso su Porto Vecchio, nel senso, leggerissimamente c'è anche quello. Sull'Ovovia hanno pareri contrastanti, credo anche in maggioranza. Mi pare che l'ultimo parere comunque rilevante, nel senso che riguarda un assessore, era per esempio anche quello di Giorgio Rossi, che ha un'opinione molto differente, nel senso, penso che sulla parte, per esempio, in linea così definita, che sarebbe lungo Porto Vecchio, quindi che è anche la parte che magari impatta di più per noi, di fatto anche lui diceva che era una cosa che non condivideva, e penso che anche lo stesso Sgarbi, per il discorso là, era anche la parte monumentale, no? Nel senso, l'impatto che ha anche
sugli edifici, quindi esistono criticità anche al loro interno, e poi c'è ovviamente il discorso più ampio che riguarda alla fine anche, diciamo, aree invece che non sono di nostra diretta competenza come circoscrizione, che è quello ovviamente del Bosco del Bovedo, e che è un'area Natura 2000, quindi sappiamo, nel senso, poi c'era stato un grandissimo interesse, per esempio anche era stato tra i tanti soggetti, che ovviamente c'è anche Legambiente, ma c'era stato anche il WWF con Fermeglia a interessarsi, che purtroppo è venuto a mancare non moltissimo tempo fa, che ha avuto ovviamente grande interesse, e là un po' diciamo che la narrazione è erronea, è quella che se tu fai un intervento invasivo su un'area di quel tipo, su un habitat diciamo consolidato, basti poi, non so, piantare 3 alberi da un'altra parte e sia la stessa cosa. Invece vai a toccare ovviamente un habitat che è consolidato, e l'equilibrio diciamo di quell'habitat non è che lo ripristini spostando, ripiantando 3 alberi nuovi da un'altra parte, nel senso che ha un impatto sicuramente un intervento di questo tipo. E in particolare credo che fosse anche il problema che ci sono delle specie protette, soprattutto per quanto riguarda penso uccelli, fosse più quello diciamo la preoccupazione, quindi ovviamente dovresti valutare anche quello, oltre all'impatto che noi pensiamo anche visivo, nel senso un domani quando sarai sulla Napoleonica guarderai giù e vedrai comunque, sarà diverso lo scenario, non sarà quello che siamo abituati a vedere. E anche qualcuno diceva anche sulla parte del faro, comunque perché avresti la linea, cioè l'ovovia, dico, passerebbe comunque in prossimità, anche del faro. Oh, c'è l'accenno c'è ancora una mail, però mi è venuto in mente questo, quando lei ha accennato all'assessore Rossi, in 4ª circoscrizione ci sono, diciamo, i musei più importanti della città. Sì. Revoltella, Salone degli Incanti, Sartorio, voglio dire, secondo lei che cosa manca da questo punto di vista alla città? Dal punto di vista, dice, dell'offerta museale? Non tanto dell'offerta museale, quanto di quel tipo di turismo? Cioè... Di quel tipo di turismo o della consapevolezza, perché posso supporre magari che ci si concentri su Revoltella, magari anche, o su Salone degli Incanti, che poi tra l'altro sono uno vicino all'altro, magari per determinate mostre, eccetera, e magari poi altri musei, che sto pensando per esempio al Winkelmann, benché le cifre dicano che il Winkelmann è visitatissimo, ma per esempio il Sartorio, secondo me è un piccolo gioiello che meriterebbe una considerazione maggiore. Vero, sicuramente. Io intanto, vabbè, bisogna fare un plauso, nel senso bisogna dire certe cose. Io credo che sulle mostre comunque l'amministrazione ha fatto qualcosa di più, nel senso che credo che alla fine si sia visto, e soprattutto anche magari dopo, al di là che uno può valutare, anche alcune mostre secondo me hanno dei costi per esempio di allestimento neanche così elevati, però è stata l'abilità dell'amministrazione nell'investire anche in quello. Penso per esempio come poteva essere Banksy, penso io che non sia una mostra diciamo di per sé, non hai i costi di Van Gogh, per cui hai assicurazioni, hai opere reali che devi spostare, cioè è un lavoro diverso, però hanno avuto grande ritorno di pubblico, quindi alla fine sono stati investimenti lungimirati, e poi anche con la difficoltà che dobbiamo pensare che il Salone degli Incanti come spazio espositivo credo che sia uno spazio molto difficile. Probabilmente adesso ne parlava molto bene, non sono andato, devo dire, sempre con l'assessore Rossi, diceva che Amazzonia è una mostra... L'allestimento è fenomenale. È fenomenale, quindi, però vedi, anche là bisogna avere ovviamente un tipo di prodotto che in quello spazio là possa essere esaltato, ed è un discorso difficile comunque già di per sé. Su Revoltella ovviamente dice riconosciuto, il problema è probabilmente il sistema museale che è diffuso, cioè Trieste probabilmente è una realtà con dei musei diffusi. E ci vorrebbe, secondo me, la capacità di mettere a sistema un po', anche a livello turistico, cioè il turista dovrebbe sapere, nel senso avere un'informazione facile, o anche fare un biglietto cumulativo o qualcosa del genere, che gli dice tutte le realtà museali che può visitare, no? Nel senso che alla fine questo aumenterebbe anche un po', forse permetterebbe di mitigare un po' la difficoltà che c'è anche a Trieste. Trieste è un turismo molto mordi e fuggi, probabilmente, ad oggi. Se tu avessi anche diciamo un sistema di questo tipo che propone, ovviamente sono musei magari anche non grandissimi, però comunque hanno la loro dignità e la loro importanza, se tu riuscissi a rendere evidente subito al turista che c'è tutto questo sistema, ovviamente uno può anche dire faccio anche il giorno in più magari. Sì, si sa, lì adesso sono impreciso perché non mi ricordo il nome, ma si sa qualche cosa in più sulla possibile futura destinazione di quel palazzo che sta in via dell'Università numero 5 e che è stato recentemente acquistato da 2 triestini che vivono a Bruxelles
è il palazzo ad angolo di Via dell'Università. Lo dico perché per noi che frequentavamo era una specie di luogo proibito, perché è sotto è chiuso praticamente da una quarantina d'anni, eccetera. Non si sa se... Questo no, così su due piedi, seduto in verità, ma non glielo riesco a dire, nel senso magari è una mancanza mia, ma devo essere sincero su questo. Ultima, abbiamo ancora una mail, poi dopo ci avviamo alla conclusione. Il nostro amico, il signor Gianni, dice che sarebbe bello che la circoscrizione invitasse tutti quanti a fare un giro proprio per la stessa circoscrizione, visto che dice che, ho visto prima, sì, avete il privilegio di possedere gran parte della storia della nostra città, quantomeno fino al 1719, e dice dovete trasmetterla, perché non organizzare un giro? Ci sarebbe bello, più che altro questo lo puoi fare secondo me con realtà, diciamo, che già si interessano di quello, no? Collaborare con realtà che fanno, adesso mi viene in mente le guide, per dire, ma anche per esempio un paio di amici, nel senso che hanno adesso facciamo un po' di pubblicità, però un'associazione che si chiama Vitale, loro per esempio hanno organizzato proprio con le persone, tra l'altro con tipo il microfono, una piccola cassa, anche un percorso per esempio per vedere alcuni luoghi, giardini in quel caso loro, giardini che sono in città magari meno conosciuti, e poterne raccontare un po' anche la storia. Sarebbe bello che ovviamente, siccome anche noi abbiamo un po' di possibilità di dare qualche contributo, si magari premiassero realtà di questo tipo che permettono anche di rivitalizzare, di rivalutare anche delle cose che ci sono e magari non sono conosciutissime e che fanno parte della storia della città. Quello sicuramente è una... Mi viene in mente adesso, perché io essendo anziano certe cose non le frequento, ma per esempio in quarta circoscrizione è anche la circoscrizione delle due Movide. Sì. Via Torino, insomma, sì, e poi dopo diciamo. Ma si arriverà ad una unione delle Movide? Non lo so, io credo che sia anche una cosa di moda, anche le aree che poi vengono utilizzate. Sì, e poi in verità è una movida che probabilmente qualcuno si offende quando viene chiamata movida, perché dice che non è che sia questa grandissima offerta, però bisogna considerare dove si sviluppa, nel senso che si sviluppa in parti delle città che non sono attrezzate per avere, diciamo, per esempio, attrezzate per fare certo tipo di intrattenimento. Penso magari particolarmente anche alla musica, e gli edifici sono comunque vecchi, non hai insonorizzazioni, quindi è normale che poi sui residenti, questo è quello che arriva a noi, ci sia ovviamente un forte fronte di lamentela. Quindi è un po' quella la situazione della difficoltà vista dall'esterno, perché poi anche io vedo, quando passi per città, può anche sembrare anche piacevole in alcuni casi, nel senso, però dopo quando uno si trova a viverla, è ovviamente una cosa che ha un impatto sulla quotidianità, e a noi arrivano sicuramente segnalazioni più di questo secondo tipo. Resta il fatto che, per esempio, ripeto, 40 anni fa, 40 ormai sì, quando io studiavo da quelle parti, andare via dell'università alle 5 di sera era una tristezza passare per via Torino, eccetera. Adesso vedi gente, certo, poi dopo non vorrei essere in quelli che abitano nella zona, ecco, però io sto in via Cantù, in via Movide, in via Cantù vedo piuttosto difficili. No, dovrebbe, diciamo, qualche volta chi parla alla fine dovrebbe pensare anche dove sta la persona che dice magari anche, e come sarebbe per lei avere una situazione di quel tipo. Cioè mettersi un po' nei panni di chi magari ha qualche motivo per lamentarsi, nel senso che poi dopo è quella la difficoltà. Allora devi governare questi fenomeni, devi trovare un modo di governarli in modo tale che l'esercente possa lavorare, ma che anche il residente non abbia, diciamo, un impatto così negativo sulla sua quotidianità. Allora io ringrazio Luca Bressan, che è capogruppo del PD in quarta circoscrizione, buon lavoro, grazie per essere stato con noi, ringrazio i telespettatori che hanno telefonato e che hanno scritto. Vi ricordo che noi ci vediamo alle 13:20 con il telegiornale, alle 18 con Trieste in diretta e alle 19:30 con il telegiornale della sera e alle 21 con Ring. Ho detto tutto, buona giornata, ci vediamo più tardi. Buona giornata a tutti. No,